Una buona giornata a tutti i telespettatori di Tele4, ben ritrovati con Sveglia Trieste, mercoledì 24 gennaio, questa mattina dalle 8 alle 9, il primo ospite in studio sarà Gabriele Cinquepalmi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Dalle 9 alle 10 invece il secondo ospite che sarà con noi in studio sarà Uberto Fortunadrossi dell'Associazione Trieste Città Metropolitana. Andiamo a leggere la pagina meteo prima di guardare le notizie dai quotidiani. L'anticiclone subtropicale persisterà sull'Europa occidentale per qualche giorno, determinando l'afflusso in quota di correnti miti nord-occidentali sulla regione, che manterranno condizioni stabili. Per oggi, mercoledì 24, cielo in genere poco nuvoloso o variabile. Su pianura e costa in giornata sarà possibile maggiore nuvolosità dovuta a nubi basse, specie a est, e foschie in serata. Zero termico in risalita a ben 2500-3000 metri con inversione termica. Temperature minime 3-6 gradi, massime 9-11 gradi centigradi. Per domani giovedì 25, nella notte e al mattino nuvolosità variabile, nel pomeriggio poco nuvoloso, maggiore nuvolosità sulle Alpi, specie ai confini con l'Austria. In quota sulla zona montana soffierà vento sostenuto da nord-ovest. Sulla bassa pianura ai confini col Veneto, possibile formazione di nebbie tra notte e mattino. Temperature previste per domani, le minime 3-6 gradi, le massime 9-12 gradi centigradi. Andiamo a leggere le notizie di quest'oggi. Cominciamo con il Corriere della Sera, con i titoli della prima pagina, andremo poi subito successivamente al Piccolo. Sia l'autonomia e scontro, proteste con tricolore e inno di Mameli, Mazzaia, il Sud non viene tradito. Passa al Senato il DDL Calderoli, la Lega esulta, Elly Schlein, un orrendo baratto con il premierato, ha detto la leader del Partito Democratico. Questo il tema, con poi le prime righe degli articoli che trattano l'argomento. Via libera al Senato al DDL sull'autonomia, ma in aula è scontro. Proteste con l'inno di Mameli e il tricolore, la Lega soddisfatta e il governatore Zaia spiega il Sud non viene tradito. Orrendo baratto con il premierato, attacca invece la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Mentana, i ricordi del 94, sconsigliai a Berlusconi di fare politica. Enrico Mentana, all'epoca giovane direttore del TG5, ricorda i giorni vicini a quel fatidico 26 gennaio del 1994, con il video di Berlusconi che cambiò l'Italia. Io, ricorda il direttore, gli sconsigliai di fare politica. La foto, notizie, i migranti di Garrone, candidati all'Oscar Cinema, Io Capitano, tra i 5 in corsa per il film internazionale. Io Capitano di Matteo Garrone in corsa per il miglior film internazionale agli Oscar, Wim Wenders con Perfect Days, lo sfidante più accreditato. Cronaca. Cade elicottero, morti 2 ereditieri dell'industria dell'Alto Adige nel tragico incidente dell'elicottero precipitato ieri in Canada. Oltre al pilota hanno perso la vita 2 giovani ereditieri di note famiglie di industriali altoatesini, gli Oberrauch del gruppo Sportler e i Widmann del settore tessile. Heiner e Andrea Junior erano parte di una comitiva che stava effettuando heli-skiing a Terrace, una città del British Columbia nel nord-ovest del Canada. Ci sono qui le foto dei 2 vittime dell'incidente. Voli e bufera concorrenza, ITA Lufthansa, il gelo dell'Europa. Bufera anche sul Principato, il contabile svela i segreti di Monaco. La libertà non è devastare, scrive Aldo Cazzullo, autovelox e falsi eroi. In merito ai danneggiamenti con la Flex degli autovelox in Veneto. Cagliari e l'omaggio a Gigi Riva, la tuta, la foto, gli amici, ciao Gigi, nostro mito. Cagliari e la Sardegna tutta allo stadio per rendere omaggio a loro, Gigi Riva. Ancora stadi, oltre 6.000 DASPO ma senza condanne, violenza negli stadi, in poco meno di 2 anni emessi 6.104 DASPO, tutti i numeri e le rare condanne. Nell'articolo a pagina 37. Israele, i racconti dei testimoni in Parlamento, gli ostaggi, abusi e orrore, Hamas, strage di soldati. 24 soldati uccisi, tutti giovanissimi e per lo più impegnati a demolire 2 palazzine disabitate nel quadrante a centro-nord della striscia di Gaza. Per Israele giornata di sangue e di orrori, come quelli ricordati in Parlamento da un testimone dell'attacco terroristico del 7 ottobre, abusi su donne e uomini
e intanto Hamas respinge la tregua. Lo scrittore Abeeri, Adi la vedova, Aya la scampata, vita nel kibbutz, con il racconto dal luogo del conflitto. Generazione Sinner, scrive Gramellini, con il percorso importante di Yannick Sinner anche a questi Australian Open, se la vedrà in semifinale infatti con Novak Djokovic. Questo è il Corriere della Sera. Andiamo al piccolo con i titoli del giornale di Trieste, che si dividono tra le estati di Gigi Riva a Grado, tra sabbiature e feste. Ci sono anche le foto. Rombo di Tuono, l'uomo del popolo, scrive Roberto Weber nel suo commento, il suo stretto rapporto con la laguna. Molto spesso difatti Riva andava proprio a Grado a rilassarsi d'estate e, perché no, anche si sottoponeva alle sabbiature negli anni 60-70. Il titolo di il primo piano è relativo agli investimenti in porto. Finanzieremo il Molo 8. Rixi, l'intervista al vice ministro sul Mar Rosso, aspettiamo le decisioni dell'Unione Europea. A Trieste, Molo 8, opera fondamentale per l'Italia, il futuro di Zeno D'Agostino. Avremo bisogno di tanti Zeno, ha detto Rixi, andando a fare un complimento al lavoro svolto da Zeno D'Agostino. Intanto Ryanair investe su Ronchi, sarà una nuova base della compagnia. Scelte 2 città in Europa, una di queste è Trieste. Arriva il sì all'autonomia differenziata tra le polemiche, approvata in Senato tra le riforme. Abbiamo visto anche poco fa dal Corriere. Udinese, una gara a porte chiuse, Maignan in bilico la cittadinanza sui cori razzisti. Il caso, la giustizia sportiva sentenzia una gara a porte chiuse a Udine dopo i cori razzisti. La rivolta in piazza per la chiusura dei consultori, la fotonotizia, la protesta di Trieste, mobilitazione a tappe nei rioni. È stata infatti è stato un corteo, una manifestazione itinerante in diversi punti della città. Scoperchiate, omertà e indifferenza, scrive Franco Del Campo. Una volta non era così, certo, nel calcio gli insulti non sono mai mancati, dal più banale, scontato e quasi pudico come arbitro cornuto, dice il merito proprio alla vicenda dell'Udinese. Ancora notizie di cronaca, niente terzo concerto, Sfera e Basta dirottato al Lignano Sabbiadoro, lavori alla Risiera, cantiere affidato a una ditta friulana. Carnevale di Muggia, pronto il cartellone, distribuiti gli spazi. La storia genetica del caffè arabica, scrive Giacomina Pellizzari, scoperta scientifica, il segreto del genoma del caffè, alla pagina 12 del piccolo. Restiamo sul tema dei consultori, perché proprio su questo si è concentrata anche la stampa in questi ultimi giorni. Lo ha fatto anche Tele4 con un servizio andato ieri in onda nel corso del nostro telegiornale, che ha dato i riferimenti per cui c'è la protesta viva da parte di alcune associazioni, dei liberi cittadini, ma anche della politica, proprio sulla chiusura di 2 consultori su 4 a Trieste. Vediamo cosa è successo in queste ultime ore. Più di 100 persone alla quarta e ultima tappa del corteo itinerante per chiedere ad Asugi di fare dietrofront e lasciare attivi 4 consultori. Voci da tutta Trieste, mamme, papà, nonne e nonni, ma anche bambini e futuri genitori. In tanti hanno fatto sentire la loro voce. Striscioni appesi ovunque. L'appuntamento più nutrito, quello alla sede di via San Marco, nel popoloso rione di San Giacomo. La carreggiata è stata bloccata dai manifestanti e la polizia ha dovuto chiudere la strada e deviare il traffico. No allo smantellamento, che viene passata per una ristrutturazione e riorganizzazione che comunque colpisce ovviamente il territorio, e con l'obiettivo di una sanità che sia privata e non pubblica. Perché non si fanno queste schifezze, punto. La sbandierata politica della famiglia chiude i consultori familiari, mi verrebbe da dire politiche familiari uguale nepotismo. Savino, Riccardi, assessori! Non si chiudono i consultori!
Critiche all'azienda sanitaria, nulla di risparmiato nemmeno alla politica, i cittadini si sentono abbandonati dalle istituzioni. Sì, siamo molto arrabbiate, la sede di San Marco è già chiusa, Assugi aveva programmato la chiusura per domani, è una efficienza incredibile, complimenti dottor Poggiana. Non c'è neanche un atto scritto e argomentato di questa riorganizzazione, c'è solo una lista di traslochi da fare. Abbiamo cominciato un anno fa e non molliamo, io lo dicevo, negli anni 70 si occupava il burlo e io ero minorenne per avere i consultori e adesso sono vecchia e continuo a occupare i consultori. Questo è il sentimento all'ultimo presidio di San Giacomo. Prima ancora i manifestanti si sono trovati alle sedi di Valmaura, San Giovanni e Roiano, dove peraltro era in corso il trasloco. Divani, poltrone, sedie e altri arredi portati dai consultori chiusi a quelli che rimarranno. E non c'è in questo momento un piano concreto di riorganizzazione con i contenuti dell'offerta assistenziale. È importante soprattutto che i sindacati e gli operatori dicano la loro e facciano valere anche i loro diritti, che sono tra i primi interessati. Per me è essenzialissimo, perché io sono una di quelle che dall'84, io sono straniera, sono greca, e dunque dall'84 ho avuto riferimento con questa unità, cioè venivo alla ginecologa comunque di questo consultorio. Non bisogna chiuderli, io sono qua perché ho la mia età e negli anni 70 ho lottato per averli questi servizi. Questo raccolto da Gianluca Paladin è visibile anche nelle pagine interne al Piccolo, consultori dimezzati, da oggi ne restano 2, vigilia piena di rabbia, la mobilitazione a tappe da Roiano a San Giacomo, traffico in tilt in via San Marco, i rappresentanti del centro-sinistra in mezzo alla gente, scontro sempre più politico. La testimonianza di una manifestante: nel 1978 occupai il Burlo per far aprire questi spazi, ero una ragazzina. Abbiamo sentito anche proprio dichiarazioni di questo tipo nelle interviste andate in onda nel servizio poco fa. Alle 13.30 il prologo a Roiano, alle 14 il secondo round a San Giovanni, alle 14.45 il passaggio a Valmaura. Queste le tappe di ieri di questo gruppo di manifestanti proprio per la riorganizzazione dei consultori. Nella pagina successiva si vede ancora alle ore 15.30 a San Giacomo il raduno finale, il ripristino simbolico dei pannelli consultorio familiare che è stato posizionato dalla gente, via San Marco occupata dai manifestanti in un'altra delle foto, e poi questa più a destra, la foto più in grande con lo striscione no chiusura consultori, un altro momento della protesta a San Giacomo. 4 centri in città erano già pochi secondo gli standard previsti dalla legge. Le sigle sindacali reclamano un passo indietro da parte della politica per evitare l'impoverimento dell'assistenza. Rivolgiamo un appello a Di Piazza perché impedisca che la riduzione venga portata a compimento, dice Fabio Potočnik, segretario regionale del sindacato FIALS. Arturo Rippa, segretario del sindacato AUP Fasid: le modalità di questa chiusura rappresentano un grave insulto alle pratiche di cura rivolte alle persone. Questo riguardo ai consultori, una protesta che rimane viva da oggi, però entra proprio a tutti gli effetti in esecuzione l'atto aziendale che rimodula i consultori e ne mantiene aperti 2, oltre a quelli periferici fuori dal comune di Trieste. Torniamo indietro con le pagine del Piccolo, affrontiamo gli argomenti legati alla portualità, anche stando alle parole del sottosegretario, del viceministro Rixi. Opera fondamentale il finanziamento del Molo ottavo, fondamentale per tutta l'Italia. Nuovo presidente dell'autorità, la nomina dopo la riforma, ci serviranno tanti Zeno per fare del Paese una piastra logistica internazionale. Crisi del Mar Rosso, ci aspettiamo impegni importanti anche in ambito europeo. Imprevedibile cosa accadrà con il conflitto, tavolo permanente per seguire i problemi, e ci sono tutti questi aspetti raccolti nell'intervista del Piccolo al viceministro Rixi. Guarda il profilo di Genova e di Roma riguardo alla portualità, le normative che cambiano e anche la scadenza del mandato di Zeno D'Agostino, parlando bene del manager veronese che a Trieste sta operando con ottimi risultati. L'idrogeno verde in rotta dal Marocco alla Baviera attraverso l'oleodotto. Il paese africano conta di raggiungere i primi posti al mondo nella produzione
l'infrastruttura sul nostro territorio avrebbe valenza europea, avviati i primi contatti. Via alla parte operativa del progetto tra porti di Trieste e Damietta dopo l'accordo Italia-Egitto sulla nuova rotta Ro-Ro. Ieri a Trieste è arrivata una delegazione egiziana guidata da Ahmed Awash, presidente dell'autorità portuale Damietta, accolta dal presidente dell'autorità di sistema portuale Zeno D'Agostino. Con l'Egitto, spiega lo stesso D'Agostino, una linea strategica scelta e voluta dal porto di Trieste. In questo periodo la parola chiave è saper diversificare, visto che i traffici dal Mar Rosso e per il canale di Suez hanno subito una forte deviazione in virtù degli attacchi proprio nel Mar Rosso, e molte compagnie hanno scelto di non passare più per il canale di Suez e fare il giro dell'Africa, circumnavigando il continente africano e arrivando dunque all'ovest dell'Europa. Una volta lì, alcune delle merci non impegnano più il Mar Mediterraneo, ma scelgono di salire verso i paesi del nord Europa, fondamentalmente costeggiando la Spagna, la Francia e quindi andando fino ai paesi come la Danimarca, come l'Olanda e gli altri paesi del nord. Questo comporta un minor flusso di navi nel Mediterraneo e quindi un minor lavoro anche dei porti dell'Europa del Sud, che fondamentalmente si traduce in Italia, Grecia e paesi affacciati proprio sul Mediterraneo, tutto il versante est dei paesi come la Spagna e la Francia. Comporta dunque anche una diversificazione, dice Zeno D'Agostino, di quelle che sono le linee strategiche del porto, e l'accordo con l'Egitto va proprio in questa direzione. Lilli della SIOT, cerchiamo di capire in che modo il nostro impianto possa servire impieghi diversi dal greggio, e il tema è anche oggetto di dibattito politico, respinto un emendamento presentato dall'onorevole Serracchiani, questo riguardo alla pagina in oggetto. Temi caldi della politica, cambiando argomento, primo via libera all'autonomia, scoppia la bagarre con l'opposizione in aula contro l'inno di Mameli, coro con l'inno di Mameli e il tricolore sventolato. Bizzotto della Lega espone la bandiera della Serenissima. Andiamo a vedere che cos'è il DDL autonomia, andiamo a fare il riassunto così anche i cittadini hanno più chiara la regola che sta per essere introdotta. È una legge procedurale per attuare la riforma del titolo V della Costituzione messa in campo nel 2001. È composto da 11 articoli che definiscono l'iter legislativo e amministrativo per l'applicazione dell'articolo 116 della Costituzione per giungere a un'intesa tra lo Stato e quelle regioni che chiedono l'autonomia differenziata. Quindi insomma questo è il primo punto che chiede cos'è. Cosa prevede? 23 materie sulle quali le regioni, sentiti gli enti locali, possono chiedere l'autonomia, tra queste anche la tutela della salute. Una o più forme di autonomia subordinate al LEP, livelli essenziali di prestazione, ovvero i criteri che determinano il livello di servizio minimo che deve essere garantito. I principi per il trasferimento delle funzioni alle singole regioni, le quali saranno concesse solo successivamente alla determinazione dei LEP e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. Quindi cosa prevede? Anche una cabina di regia composta da tutti i ministri, assistita da una segretaria e una segreteria tecnica presso il Dipartimento per gli Affari Regionali. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge il governo dovrà varare uno o più decreti per determinare livelli e importi dei LEP, mentre Stato e Regioni, una volta avviata, avranno tempo 5 mesi per arrivare a un accordo. Quest'ultimo potrà durare fino a 10 anni per poi essere rinnovato. Infine, l'esecutivo può sempre sostituire gli organi che si dimostrano inadempienti, in particolare per la tutela dei diritti civili e sociali, quindi una maggiore autonomia su diversi argomenti. Dissegni contro i pro-Palestina, giù le mani da Primo Levi, lo sdegno della comunità ebraica, polemica sull'uso distorto delle parole della Shoah anche da parte dei rettori e politici, la Presidente manifestate senza offendere la memoria, è stato ribadito. Ancora sospensioni e multe salate per influencer e produttori, il DDL beneficenza, multe fino a 50.000 euro con sanzioni pubblicate anche sui siti di influencer e produttori responsabili
e il rischio di sospensione di un anno dell'attività. La stretta per garantire più trasparenza nelle operazioni commerciali con scopo benefico arriva in un disegno di legge che il governo si prepara a varare domani in Consiglio dei Ministri, come annunciato in questi giorni dalla Premier Meloni, con poco più di un mese fa nel comizio di Atreju sollevò la questione parlando degli influencer che fanno soldi a palate, mettendo vestiti o borse o promuovendo carissimi panettoni, facendo credere che si farà beneficenza, ma il cui prezzo servirà solo a pagare cachet milionari. Ovviamente il riferimento è piuttosto evidente. Tavares replica a Meloni, investiamo in Italia, le critiche sono ingiuste da parte dell'amministratore delegato di Stellantis. Il manager respinge le accuse, i nostri 40.000 dipendenti non le meritano, sugli aiuti ringrazia l'esecutivo ma sottolinea i 9 mesi di ritardo. E assicura a Urso, se arriverà un altro competitor noi siamo pronti a lottare. Nella stessa pagina l'inchiesta a Pozzolo, positivo allo Stub, è ancora l'unico indagato. Lo Stub ha rilevato tracce significative di residui di polveri da sparo su Emanuele Pozzolo. Il report è stato consegnato dai carabinieri del RIS di Parma ai pubblici ministeri della Procura di Biella, nel quadro dell'inchiesta che vede il deputato di Fratelli d'Italia unico iscritto nel registro degli indagati per lo sparo di Capodanno. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale per l'aggiornamento mattutino riguardo viabilità, segnalazioni e traffico. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Buongiorno. Allora segnaliamo intanto la nottata è passata tranquilla, senza particolari interventi da questa sala. E dobbiamo segnalare però adesso un sinistro stradale a carattere di investimento in via Vasari 20, per cui per chi si appresta a raggiungere quella zona fare attenzione, chiaramente perché ci possono essere dei rallentamenti in atto per i rilievi. Segnaliamo inoltre che da ieri è stata chiusa per lavori urgenti a Cegas via Pordenone, l'intersezione con via delle Sette Fontane. E abbiamo oggi previsti dei lavori su degli impianti semaforici, tempo permettendo, che sono in via Roma, via Valdirivo e via Roma, via Milano, con i lavori che sono previsti con inizio alle 8:15. E anche questo pomeriggio ci saranno dei lavori dalle 13 alle 16, sempre previsti come orari, in Largo Roiano, in viale Miramare. I semafori dovrebbero essere proprio spenti. Comunque saranno previste delle nostre pattuglie chiaramente in loco per la viabilità. Ricordiamo ancora che stasera alle ore 20 è previsto l'incontro di Pallacanestro Trieste Umana chiusi, per cui anche lì ci potrebbero essere dei rallentamenti sulla viabilità e quant'altro. Comunque anche là dovrebbero essere previste delle nostre pattuglie. E ricordiamo sempre la chiusura della rampa di missione sulla via Carnaro da chi proviene verso Galleria Carso, quindi fare attenzione per chi transita sulla via Carnaro dal bivio ad H per possibili rallentamenti e presenze di code. Bene. Non abbiamo altro al momento da segnalare. Ringraziamo l'assistente Cernecca, buona giornata e buon lavoro. Altrettanto buona giornata a voi. Grazie. Proseguiamo con il piccolo sindaci. In partenza la discussione sulle indennità, serve equilibrio, nelle regioni ordinarie gli importi percepiti sono più alti, Fedriga dice troviamo una via di mezzo che soddisfi tutti. Dal 1 gennaio il primo cittadino di un capoluogo di provincia italiano prende quasi come un governatore. Qui Mattia Pertoldi fa il punto sulle indennità ai sindaci e ai consiglieri nel resto d'Italia fino a 3.450 euro al mese a decorrere dall'inizio di quest'anno. L'indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane e di quelle dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è stata parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni. La percentuale varia dal 100% del valore per i sindaci delle città metropolitane e dall'80% di quelle dei comuni capoluoghi di regione e di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti, fino al 16% dei primi cittadini dei municipi con non più di 3.000 residenti. Le nuove regole sono state varate dal governo Draghi, ma non riguardano i territori dotati di statuto speciale. Ecco perché c'è bisogno, in Friuli Venezia Giulia, di dare una revisione. Regione
Soldi ai partiti con il 2 per 1000, Fratelli d'Italia sorpassa il Partito Democratico, Lega al terzo posto, redditi 2023, il 4,7% dei contribuenti ha scelto di sostenere una forza politica. Per i meloniani 12.277 scelte, ai Dem 10.788. Il Carroccio in calo, subito fuori dal podio il Movimento 5 Stelle al debutto con 2.857 firme e c'è anche chi resta a zero. La platea è in crescita così come a livello nazionale dove la cifra totale supera i 24 milioni di euro e qui questo in arancione è lo schema delle scelte valide nel 2023 e il confronto con il 2022 riguardo alla destinazione delle 2 per 1000 ai partiti politici e quanti ne hanno avuto in Friuli Venezia Giulia beneficio e quanti invece no. Giulio Regeni, 8 anni dopo, a Fiumicello ritorna una fiaccolata silenziosa, domani un'intera giornata di iniziative dedicate a Regeni. In serata, nel suo paese natale, proprio Fiumicello, il minuto di silenzio seguito da un evento. Il momento di raccoglimento alle 19:41, l'ora in cui partì l'ultimo messaggio del ricercatore e l'iniziativa prende vita proprio in queste ore. Strage di soldati israeliani, Hamas dice no alla tregua. La mappa del conflitto con gli attacchi, 21 soldati israeliani uccisi, un razzo anticarro lanciato contro un carro armato ha distrutto 2 edifici in cui si trovavano i soldati nel campo profughi di Maghazi, accerchiata dalle forze israeliane di terra a Khan Yunis, nel sud-ovest della striscia di Gaza. Secondo Netanyahu è stato uno dei giorni più pesanti dall'inizio del conflitto. Sono 24 i militari caduti in diversi contesti. L'esercito accerchia Khan Yunis. Nuovi raid americani e britannici in Yemen contro gli Houthi. Americani e britannici sono tornati a colpire gli Houthi in Yemen, raid congiunto, per la seconda volta in poco più di 10 giorni, che hanno preso di mira diversi obiettivi sul territorio controllato dal movimento sciita. Washington e Londra hanno ribadito di voler prevenire gli attacchi ai mercantili occidentali del Mar Rosso senza aprire un nuovo fronte di guerra, ma le milizie filo-iraniane hanno promesso che non resteranno a guardare. Teheran ha avvertito gli Stati Uniti: state commettendo un errore strategico. Nella notte tra lunedì e martedì la Task Force Property Guardian ha bombardato 8 siti degli Houthi che nascondevano sistemi missilistici di lancio, sistemi di difesa aerea, radar e strutture di stoccaggio di armi. Ha reso noto un comunicato dell'operazione multinazionale a guida anglo-americana. Gli Houthi hanno reagito ai raid lanciando un'ennesima sfida: non resteranno questi attacchi impuniti. Nazzedin, un liberale antiguerra, sfida Putin in Russia. In Ucraina decine di missili su Kiev e Kharkiv. Zelensky accusa atti di terrorismo. Mosca replica obiettivi militari. Von der Leyen spinge Sarajevo avanti sulla strada per l'Europa. La Presidente dell'Unione Europea in visita per incoraggiare il Paese sulle riforme necessarie ad avviare i negoziati per l'adesione. Da sinistra a destra Plenković, von der Leyen, la premier bosniaca a Kurz e Rutter nell'ultimo a destra. Plenković assente al vertice della presidenza tripartita per Zagabria, illegittimo l'esponente croato. Agenti Frontex per la rotta balcanica, il governo bosniaco verso la creazione di una commissione statale per le frontiere dopo l'accordo di Bruxelles. La Polizia Europea monitorerà i confini esterni del paese per fermare i clandestini. Questo proviene dalla Bosnia come nuovo atto a contrasto della rotta balcanica. Andiamo a prenderci un paio di minuti di pausa, breve pubblicità, ritorniamo poi con le altre pagine del Piccolo per chiudere la rassegna stampa come di consueto attorno alle 8. Ci vediamo tra poco.
La rassegna stampa, eravamo alla pagina che guarda ai Balcani, in questo caso Istria, Quarnero Dalmazia, Spalato, climatizzatore tra le mura millenarie del complesso romano, l'installazione abusiva da mesi sul palazzo di Diocleziano, tutelato dall'UNESCO, il silenzio di città e soprintendenza. Accanto leggiamo un nuovo polo sportivo e la sede del comune, Fasana cambia volto grazie a questi cantieri. Andiamo poi a leggere cure per disforia di genere, un ciclone sul Careggi, ispettori per chiarire l'iter, sotto accusa le terapie somministrate a giovanissimi. Lettere anonime contro Bagnato, condannata a 2 anni, diffamazione al Teatro dell'Opera. Dall'Italia in Canada per il brivido dell'Heli-Ski muoiono 2 manager, incidente con l'elicottero ad alta quota, 2 imprenditori ereditieri dell'Alto Adige. Coppie gay affidi, polemica in Piemonte, ne arriva un regolamento regionale. Sempre in questa pagina un altro autovelox segato, il volantino lo rivendica. Fleximan colpisce ancora a Padova e dintorni. Abusi al chierichetto, condannato il sacerdote, il giudizio ribaltato in appello. Per la prima volta in Vaticano viene pronunciata una sentenza di condanna per abusi riguardanti atti commessi nel suo stesso territorio. Quanto accaduto ieri, essendo stata ribaltata in secondo grado la sentenza che solo nell'ottobre 2021 aveva prosciolto Don Gabriele Martinelli, sacerdote all'epoca dei fatti, allievo del prestigioso preseminario San Pio X, quello in cui studiano i chierichetti che servono la messa del Papa. Andiamo avanti con la storia genetica del caffè arabica, la prospettiva di nuove varietà a Udine, la sequenza genomica ricostruita da un gruppo di ricerca con il sostegno di Illy Caffè e Lavazza apre la strada a ulteriori sviluppi. Le fonti di diversità potrebbero contribuire alla variazione dell'aroma e alla resistenza ai patogeni. La specie generata da un incrocio avvenuto in Etiopia all'incirca 50.000 anni fa. Queste le ricerche proprio sulle origini del caffè e dell'arabica. Arriva un uomo straordinario, uno straordinario uomo normale, scrive Roberto Weber, guardando a Gigi Riva e ricordandolo in questo articolo. Cori razzisti, scoperchiate l'omertà e l'indifferenza, scrive Franco Del Campo, tema affine allo sport ma nella piaga del razzismo. Economia, Ryanair a Trieste, una nuova base, aeroporto più vicino al 1 milione di utenti. La compagnia sceglie di rafforzarsi nello scalo di Ronchi, che così vede più vicino l'obiettivo che si è dato per il 2025, con Reggio Calabria destinati a salire a 19 i poli su cui investe la compagnia. Corsa a Confindustria, il Veneto alla ricerca di un nome condiviso per il dopo Bonomi. Il presidente uscente in questa foto si deve guardare al futuro profilo. La nomina Massimo De Benedetti è il nuovo amministratore delegato di Cetena, Folgero è presidente. Andavo poi al vertice del gruppo Cimolai, Sciarra presidente. Nell'industria Luigi Cimolai lascia la guida dell'azienda di famiglia, per la società ora una governance manageriale. Leggiamo poi accanto, regione trainante e seconda in Italia per aumento dei consumi, i dati Confimprese Iacalà a dicembre, incremento del 4,5%, Friuli Venezia Giulia sul podio anche nel bilancio sul 2023. Le notizie in breve, Illy Caffè premiata per la macchina Illetta delle tecnologie, Eni avvia HPC6, nuovo supercalcolatore, poi e-barometer, capitali di Ventura, FVG, Friuli Venezia Giulia, sale al 6° posto. BTP, domani l'asta del Tesoro, collocamento da 5 miliardi, sul mercato un titolo short con scadenza 2025 e 2 indicizzati all'inflazione, forte interesse per le ultime obbligazioni pubbliche proposte agli investitori per quanto riguarda le operazioni di risparmio e di investimento. L'Italia è all'antitrust con ITA e Lufthansa, l'Unione Europea approfondisce con un verdetto che arriverà a giugno riguardo proprio alla questione legata alle compagnie aeree. Abbiamo visto prima
La protesta sui consultori dimezzati da oggi, proprio infatti dei 4 ne resteranno 2. Ieri una vigilia piena di rabbia, abbiamo visto dal servizio, ma si può anche ben notare dalle immagini, i momenti di protesta ieri da parte dei comitati, dei cittadini. C'erano anche i sindacati e parte della politica. Altre notizie del comune di Trieste: Sfera e Basta va a Lignano, non ci sarà il terzo big al Rocco. L'ipotesi di un arrivo del trapper a Trieste era stata evocata a fine 2023. Da Di Piazza continua nel frattempo la vendita dei biglietti per Max Pezzali e per ultimo a incidere è stato pure il caso del Prato post Maneskin e le polemiche sulla convivenza allo stadio fra concerti e unione con gli eventi estivi, e quindi non ci sarà a Trieste il concerto di Sfera e Basta, che invece sceglierà la provincia di Udine, in questo caso Lignano, Sabbiadoro. L'evento degustazioni di vini e dolci da domani al Verdi alle 18 nella sala Paolo Vero. Andiamo a leggere poi: nessun gruppo d'opposizione è disponibile, la trasparenza orfana del nuovo presidente. Il successore di Pasino doveva essere nominato ieri, ma Insieme Liberi, Partito Democratico e adesso Trieste non hanno espresso nomi. Ugo non c'è, colpo di scena ieri mattina durante la commissione trasparenza che avrebbe dovuto eleggere il nuovo presidente. A sorpresa si è trovata senza la disponibilità di quello che fino alla sera prima sembrava il candidato più probabile, il consigliere di Insieme Liberi Ugo Rossi. Ora si apre una partita tutta interna all'opposizione per il ruolo soprattutto in vista delle prossime elezioni. La commissione si riunisce ieri alle 12 in sala giunta. Da regolamento la trasparenza è presieduta sempre dall'opposizione con un meccanismo di rotazione annuale che alterna il presidente tra i gruppi. In questo caso mandato è toccato prima alla pentastellata Alessandra Ricchetti, poi al civico di Puntofranco Alberto Pasino, e restano in ballo i turni del Partito Democratico, di Adesso Trieste e di Insieme Liberi. Già lunedì sera era chiaro che il Partito Democratico non avrebbe colto la palla al balzo, perché è in fase di avvicendamento del suo commissario Stefan Ciocc, impossibilitato a partecipare ai lavori della commissione per questioni di lavoro. Per Adesso Trieste il nome più quotato era quello della consigliera Giorgia Kakovic, mentre per Insieme Liberi non c'era che il consigliere monocellulare Ugo Rossi. In apertura di riunione Pasino promette di avere in serbo un testo di riforma della Commissione che invierà dopo la presentazione della relazione sull'attività annuale, che è già nelle mani del Presidente Panteca. La esporrò quando lui riterrà di metterla a calendario come prescrive il regolamento. A quel punto il Presidente si volge verso l'opposizione chiedendo quale sia l'esito delle consultazioni. Gli risponde il Den Giovanni Barbo: stante una serie di ragionamenti interni all'opposizione, noi intenderemo proporre Ugo Rossi, che però non è presente. Ieri sera abbiamo avviato un discorso con lui, ma mi ha detto che non sapeva se sarebbe potuto essere presente per motivi di lavoro. Mentre i commissari valutano il da farsi, Kakovic di Adesso Trieste interviene per spiegare la sua indisponibilità a questo giro. Essendo entrata a fine maggio, con di mezzo le pause estive e invernali, non ho fatto un percorso annuale di sviluppo in Consiglio e probabilmente non assolverei questo compito con la competenza richiesta. Visto che anche il Partito Democratico è fuori dai giochi per la ragione sovraesposta, l'assente Rossi resta l'unica via percorribile. Vedremo poi quando lo stesso sarà presente, fuori dagli impegni lavorativi, come accoglierà questa disponibilità che hanno manifestato i colleghi di opposizione. Lavori alla Risiera, cantiere affidato alla ditta friulana di Betta Giannino, avrà a disposizione 380.000 euro per abbattere le barriere architettoniche e inserire il nuovo ascensore. La procedura di aggiudicazione in comune, l'impresa di Nimis ha superato la concorrente Aprile di Palmanova, e Massimo Greco qui spiega gli iter dei lavori alla Risiera. Il Bar Flavia chiude all'improvviso, si ferma una storia di 33 anni, era un punto di riferimento per gli appuntamenti lavorativi e non solo della zona. L'addio in un cartello appeso all'ingresso del locale. Un po' tutti sono passati nel corso del tempo al Bar Flavia, chi perché abita in zona, chi perché lo trovava come comodo punto di passaggio per un caffè
prima magari di impegnarsi in un spostamento più lungo. Facciamo anche in questo caso un resoconto della vicenda nel servizio. Un'istituzione per la periferia est di Trieste, un punto di riferimento per la vicina zona industriale, un passato notturno di cui molto si potrebbe raccontare, ma anche un luogo di ritrovo strategico domenicale per i triestini che venivano a bere un caffè prima della partenza verso le coste dell'Istria. Dopo 33 anni di attività, il Bar Flavia chiude i battenti. In effetti era un'istituzione, andava tutti là, anche prima se è venuta la polizia, quasi trio, siamo andati arrestati perché noi abbiamo chiuso. Infatti adesso ho detto, sei in tavolo. È rimasta male? Pochino sì, dai. Tutti gentili, tutti coccoli, tutti servizievoli, specialmente con gli animali. Io pomeriggi passavo di qua, mi bevevo il caffè, magari anche con le mie signore vicino a me, venivamo, facevamo la passeggiata, si veniva qua a bere il caffè. Adesso non so cosa faremo. Dislocato sullo snodo viario fra Via Flavia, Piazzale Cagni e Via Caboto, il Bar Flavia più che un locale è un'istituzione popolare, la risposta rustico-metalmeccanica ai caffè alla moda del centro storico, fra schedine del Totocalcio giocate col sistemone fra colleghi e raffiche di neri corretti vecchia Romagna. Il motivo dell'improvvisa chiusura lo spiegano le due titolari, Linda e Letizia, con una lettera dedicata ai clienti. Per avvenimenti avversi molto gravi anche sul piano umano, non dipendenti dalla nostra volontà, siamo obbligati a chiudere. E poi, nello spirito di chi in quel locale ha vissuto la storia di generazioni, abbiamo visto passare la vita di molte persone, anche a noi care, giovani amori, nascere bambini, grandi amicizie, madri, padri, mogli, sorelle, storie di ogni tipo. Qualcuno ci ha lasciato, in 33 anni abbiamo visto e vissuto molti avvenimenti. Questa è la lettera che si trova proprio fissa sulla porta del Bar Flavia. Vedremo il futuro di quella zona e di quell'esercizio. Nel frattempo facciamo un passo indietro. Abbiamo parlato prima della Commissione Trasparenza, la cui presidenza è scaduta ed era in mano al consigliere della lista Russo Franco Alberto Pasino, che è stato ospite a Sveglia Trieste lunedì e che ha fatto innescare una nuova polemica su alcune delle sue dichiarazioni. Sentiamo quali. Io l'ho detto un'altra puntata qui, cioè l'integrazione significa che una persona che immigra nel 1991, quando di lui si dice che porterà più delinquenza e più disoccupazione, parlo degli albanesi, può diventare assessore al bilancio. Fosse per questo ascoltatore, ci priveremmo del privilegio di avere Everest Bertoli come assessore al bilancio. Ci risiamo. Ancora una volta a Sveglia Trieste il consigliere Alberto Pasino tira in ballo le origini albanesi dell'assessore al bilancio Everest Bertoli, rispondendo ai telespettatori sul tema degli immigrati. La prima volta nella puntata del 20 dicembre scorso, pur animato dall'intenzione di sottolineare l'importanza dell'integrazione di chi arriva nel nostro paese, Pasino aveva azzardato il paragone che non era andato giù al diretto interessato, rimasto però in silenzio, e neppure all'intera coalizione di centrodestra, che invece era intervenuta sull'episodio con diversi esponenti. Noi abbiamo un assessore che è albanese e nessuno ne fa al bilancio, è albanese, nessuno ne fa una questione, perché noi abbiamo reso più civile il nostro paese, sicché nessuno va da Bertoli a dire ma perché parli di immigrati tu che vieni dall'Albania. Le parole dell'avvocato Pasino non sono cattive, sono semplicemente ottuse. Evidenziare una precisa provenienza, così come un difetto, poi affermare con finto e meschino orgoglio che quella caratteristica è il risultato di quanto sia progredito il paese e quanto di più viscidamente ipocrita si possa affermare. Non si possono paragonare quelli che sono i migranti e i cittadini che diventano poi migranti regolari nel nostro territorio, che hanno tutti i diritti e doveri dei nostri cittadini, rispetto invece a chi si trova in una situazione di precarietà come al Silos. Ieri il secondo capitolo. Nell'intento di chiarire che la sua posizione non voleva essere offensiva, il consigliere di Franco è tornato sul tema, andando però oltre e estendendo il parallelo ai migranti che oggi si rifugiano nel Silos. Certamente è un cittadino italiano, ma qual è il punto? L'assessore Everest Bertoli è quello che molte persone che oggi sono in Silos possono diventare. C'è da aspettarsi una nuova levata di scudi da parte della maggioranza cittadina. Quanto all'assessore Bertoli, una replica arriverà nel corso della prossima puntata di Ring.
Torniamo alle notizie del piccolo. Domani al Bar Capriccio la tombola per Leonardo, l'iniziativa di solidarietà del fan club della Triestina a partire dalle 19:30. Il Triestina Fan Club Bar Capriccio di via Bramante organizza nell'omonimo locale una tombola di beneficenza con tantissimi premi per aiutare il piccolo Leonardo. Leonardo difatti ricorda Michele Bertocchi, presidente di un club sempre in prima linea sul fronte della solidarietà, in particolare verso i più piccoli. Leonardo è un bambino di 5 anni, calciatore del settore giovanile della Triestina, che è stato da poco operato d'urgenza all'ospedale di Udine per un tumore al cervello scoperto con un fulmine a ciel sereno. A prescindere dalla tombola di domani sera, aggiunge lo stesso Bertocchi, chiunque potrà sostenere la famiglia di Leonardo per le cure con una donazione all'IBAN dei genitori, ed è riportato qui in questa pagina del piccolo, che invito gli interessati casomai a visionare. Si trova anche nella parte web della testata, oppure lasciando un contributo nella sede di via Bramante 4 in una cassettina apposita ricavata all'interno del locale stesso. Grazie mille a tutti per il vostro prezioso aiuto e forza Leo. Viene detto in questo articolo, l'avevamo ricordato anche nel corso della telecronaca della partita di sabato scorso della Triestina contro la Provercelli, visto che quando si può fare del bene è sempre giusto sottolinearlo, soprattutto per i più piccoli e con queste malattie che danno veramente a che pensare anche sul futuro di un bambino di 5 anni affetto da questa grave patologia. Delegazione estera in visita al Rittmeyer, l'incontro con il presidente della regione Jevzocina. Andiamo alla pagina successiva con 2 super laboratori per l'università al campus di Basovizza. Arrivano Arcus e QCI. Esploreranno le nuove frontiere della fisica quantistica, la presentazione delle nuove strutture all'avanguardia realizzate con fondi regionali, ministeriali e comunitari. Trieste in prima linea per la sicurezza delle comunicazioni a livello globale e il ruolo del territorio come cerniera delle reti high-tech fra Italia ed Est Europa, lo ricorda Angelo Bassi in questo intervento al piccolo. La commissione regionale all'area Science Park, visita della 6ª commissione del Consiglio regionale ieri pomeriggio all'area Science Park di Patriciano, l'incontro con i vertici dell'ente, a cominciare dalla sua presidente Caterina Petrillo, è stata organizzata dal presidente della commissione consigliare Roberto Novelli di Forza Italia. Carnevale, pronto il cartellone, divisi pure gli spazi a Caliterna, 70ª edizione a Muggia da giovedì 8 a mercoledì 14 febbraio, domenica 11 la sfilata di carri e maschere. Approvato dalla Giunta Comunale il programma dell'evento clou di Muggia, definite inoltre le concessioni nel piazzale e in via Roma fra giostre e chioschi. Polidori, altra replica, Fogar disprezza le regole, lo scontro politico tra i due che non cenna a calare. A Prosecco il bancomat si rianima, ma il prelievo è fuori servizio. Dopo la chiusura dello sportello, cui è seguita domenica la disattivazione del terminale elettronico, ieri le novità che sa di beffa per i residenti, ovvero il bancomat funziona, è acceso, ma non eroga denaro. Fra Trieste e San Dorligo il raduno nazionale dei dipendenti di BAT. La convention post-Covid da oggi a venerdì saranno oltre 500 i dipendenti di BAT Italia che a partire da oggi pomeriggio parteciperanno a Trieste alla BAT National Conference, il raduno annuale della branch italiana del gruppo che quest'anno, a seguito dell'inaugurazione dell'Innovation Hub lo scorso giugno a Bagnoli della Rosandra, si svolgerà proprio in terra triestina. Sarà il nuovo polo di produzione triestino, conferma il presidente di BAT Trieste Andrea Di Paolo, a fare gli onori di casa per l'attesissima National Conference, un evento che permette a tutte le persone di BAT Italia di condividere esperienze e trarre ispirazione dagli straordinari progressi compiuti fino ad ora dalla società in Italia. Non tutti i dipendenti hanno avuto ancora la possibilità di visitare il nuovo stabilimento e questa è la giusta occasione per presentare sia l'Innovation Hub sia la città di Trieste che con tanta disponibilità ci ha accolti. Altro argomento, molti i fronti aperti per l'Altopiano Est, il dibattito promosso dal Partito Democratico a Opicina, i rapporti fra circoscrizione Altipiano Est e Comune restano difficili per le molte questioni inevase, ma ci sono segnali di una migliore attenzione a partire dalla presenza degli assessori alle audizioni sui temi locali ed è questo un passaggio avanti già per la circoscrizione.
Le segnalazioni alla libreria Ubik, Il sangue impuro di Sofkan, racconto Borislav Stankovic, e alla biblioteca Crisi la scoperta dei mitocondri, incontro proprio sul tema. Al museo Wagner, Mussolini, Balb e il regime contro gli ebrei, laboratorio Trieste, Paolo Benanti, il teologo nerd consigliere di Papa Francesco e il filosofo delle nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale. La fotografa Franca Donda, da Gorizia a L'Avana, immagini dalla rivoluzione, un simposio, una mostra e altri progetti in divenire all'Università di Grenoble-Alpes in Francia. Ricordano l'artista che in America Latina ha documentato la vita politica di quei paesi. Il nostro martello in mano a mia figlia, in scena al Fabbri, la pagina precedente, Io non solo non solo mostre, di Nadia Bassanese, cronache multiculturali della città. Come visto, ancora il nostro martello in mano a mia figlia, in scena ai Fabbri, Kish, il cattivo gusto di Gillo Dorfles. Ci sono altri appuntamenti come l'intelligenza artificiale del cantautore Cortellino nel mondo pieno di guai, e poi Io Capitano, che agli Oscar può ottenere un importante risultato. Garrone in corsa per il miglior film straniero, Oppenheimer 13 nomination, seguono Povere creature e Killers of the Flower Moon, tutti i candidati per l'ambitissimo premio. Trieste Sport conta soltanto vincere, con Chiusi non si può steccare, basket di Serie A2, ginnastica, momento d'oro, batte Bolzano ed è terza da sola per la Serie B femminile. La Triestina e l'handicap dei troppi gol subiti. Nelle ultime 7 giornate di campionato la squadra di Tessera ha raccolto 10 palloni nella sua porta, il Mantova ha soltanto 3. Il reparto difensivo nel complesso resta pur sempre terzo con 20 reti al passivo, ha fatto semplicemente peggio nelle ultime giornate. Le rossolabardate di Dellamea 3 volte sul campo di Merano, preso il giovane brasiliano Hector Ogliari Barz, un giovane del 2005, Piero Bon invece verso la Virtus Entella, 3 d'Aspo per accensione di fumogeni al Tognon di Fontana Fredda, provvedimento contro 3 tifosi. L'alabardato Marziali, Trieste città perfetta per vincere lo scudetto, ma prima voglio Parigi, pallanuoto maschile, il 32enne bronzo europeo si prepara per i mondiali di Doha, blindiamo il pass per i giochi, poi darò tutto per il mio club. L'intervista al piccolo dell'atleta della pallanuoto. Pallamano, ritorna del derby d'Italia, Trieste attesa stasera a Bressanone, 19:30, il recupero della gara rinviata lo scorso 13 gennaio, Serie A porte chiuse una partita dell'Udinese, c'è il rischio che la Serie A venga falsata, dice un arbitro alle Iene. Sinner ancora straordinario, ora Djokovic, super semifinale agli Australian Open, Cortina via il countdown e il weekend di Goggia e company per lo sci alpino e la Coppa del Mondo. Gigi Riva, le estati a grado, le sabbiature sull'isola tra vacanze curative, feste notturne e Kraffen a colazione, a cavallo degli anni 60 e 70, lanciò una moda, stava al Tiziano e cenava da Nico, in fila da ore a Cagliari alla Camera Ardente, oggi funerali dell'eroe di un'isola, vediamo proprio in prima fila anche Claudio Ranieri, che così voleva dare l'ultimo saluto a Gigi Riva. L'umanità è il simbolo e il sibilo di quei tiri di sinistro, così i compagni veneti celebrano la leggenda, la commozione e la Marcord, quel sinistro così potente di Gigi Riva che riusciva a scardinare tante delle porte dei suoi avversari. Abbiamo ancora qualche minuto per vedere le pagine dell'Isontino, del Piccolo, edizione Monfalcone Gorizia. Proprio a Gorizia andiamo, 10º massimo municipio, le critiche di Samo Turel in un post poi rimosso, il commento finisce sul profilo Facebook dell'ente Go 2025 che cura gli eventi, il sindaco sloveno e contro l'Europa Libera sforato l'incidente diplomatico, l'incidente di percorso nei rapporti tra le due città, che è in questo caso tema molto delicato proprio in vista dell'appuntamento di Go 2025. Semulic, provocatorio esporre simboli fascisti in un luogo pubblico, dice il segretario della SKGZ. La prima pista di pump track, l'appalto a una ditta slovena, verrà realizzata alla Valletta del Corno, se ne occuperà
la Alleanza ASE di Lubiana, l'accesso da Vicolo del Guado, circuito con saliscendi, curve paraboliche e gobbe. Prevista la costruzione di un nuovo skate park nella grande area verde, sarà complementare a quella di Madonnina. Lavori sulle condutture, modifiche alla viabilità nelle vie Manzoni, Locchi e Pitteri. Questo lo apprendiamo dall'articolo a piedi pagina in questo spazio. Rette per i servizi dell'infanzia dalla Regione 634.000 euro, ambito Collio Alto Isontino. Nuclei con ISEE fino a 50.000 euro con figli minori a chi interessa i benefici erogati dall'ente pubblico. Monfalcone, l'AIA promuove l'accesso agli atti sulla ripartizione dei fondi amianto dopo il decreto interministeriale. L'avvocata Paternoster, il costo dei risarcimenti viene spalmato sulla collettività, vittime incluse. Giurissa, Norma Porti di Orlando non leghista, il capogruppo Dem su temi politici e portuali. Serracchiani e Zan interrogano la sinistra, lancia una petizione, il tema finisce a Roma e nella riunione delle sale consigliari. Coppia arrestata per spaccio di cocaina, entrambi disoccupati, residenti a San Canzian, scoperti con 50 grammi, la droga ceduta in abitazioni locali di Monfalcone, la polvere bianca rinvenuta nella loro auto al rientro da una trasferta in Veneto. Ancora titoli, questore di Ruscio a Ronchi, attenzione sui vandalismi, le garanzie sui controlli di alcuni siti sensibili, traversate Olimpiadi fra pirati e principi, la vita audace di Furlan in mezzo alle barche. Le lacrime nel 1964 a Tokyo in equipaggio con Pelaschiere Sorrentino, già promotore del principale Marina, ha all'attivo 50 barcolane e viene raccontato in queste pagine. Vele d'autore nelle mani di Vian, così rinasce il marchio Hannibal. L'attività nata nel 67 lega Sergio al nipote Michele, compagno di Paola, nel loro laboratorio. Non c'è più tempo per le notizie, dobbiamo andare in pubblicità, torneremo tra poco in compagnia di Gabriele Cinquepalmi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, sempre mercoledì 24 gennaio, il giorno non è cambiato, però è arrivato un nuovo ospite, siamo in compagnia di Gabriele Cinquepalmi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, ben trovato. Buongiorno, ciao Bernardo, buongiorno a tutti gli amici da casa. Io le devo ancora un quarto d'ora, comunque. Sì, me le sono segnate, erano più di un quarto d'ora, ma faremo un quarto d'ora dopo. No, le devo 20 minuti, arrotondiamo a 20. Allora, abbiamo una telefonata, sentiamo chi è in linea, poi parliamo di un paio di aspetti legati al Consiglio Comunale, alle varie situazioni della città. Buongiorno. Buongiorno dottor Gullotta, buongiorno. Sono Maurizio, mi sentite? Sì, prego. Niente, ho lasciato come sempre una mail e niente che mi conoscete ormai, ma niente, io volevo un attimo soffermarmi su questo che mi sembra abbastanza importante, no? Io in precedenza ho in qualche modo scritto su queste cose qua, però diciamo che c'è un'evoluzione, no? Allora, come una cosa o l'altra si diceva del fatto che a partire dal fatto che in America diverrebbe Trump presidente, eccetera, eccetera, si determina così che anche delle spese militari che prima si accolava, precedentemente, Biden, no? Eccetera, eccetera, e anche l'aiuto all'Ucraina che era importante, si può vedere una qualche crisi. Ma adesso le ultime notizie sono che intanto anche da quanto riguarda il G7 viene fuori, no? Che eccetera eccetera, e che in pratica anche il governo, ma che molti anche alcuni dell'opposizione sono d'accordo su una linea di intervento per anche continuare a dare un appoggio all'Ucraina. Poi finisco subito, perdonatemi, c'è il fatto, quell'altra cosa, quanto riguarda il Mar Rosso, Canale Suez, questi auti, questa milizia sciita, eccetera, eccetera, che comunque può impedire un flusso commerciale, e questo ci porta anche a una crisi economica tutti insieme. Allora questo anche dal ministro Tajani viene fuori che in qualche modo bisogna anche preoccuparsi e mettere delle navi militari a protezione
delle altre navi, diciamo che anche nostre, no? E poi c'è anche il consigliere, eccetera, eccetera. Io ho detto più o meno tutto, io non so bene perché sono cose complesse, anche se scrivo e parlo un po' me la cavo, non so bene, io penso che sia più giusto anche comunque intervenire. Comunque adesso io vi ringrazio di avermi ospitato come sempre e questo avrei finito, diciamo. Ok, grazie. La ringrazio. Grazie. Onestamente ho capito un quarto di quello che ha detto, ma proviamo a dare delle risposte. Cioè, i temi sono internazionali, da quello che possiamo aver sentito, ovvero quanto eventualmente i repubblicani, se dovessero vincere rispetto ai democratici negli Stati Uniti, quindi Trump, che è il candidato più forte dei repubblicani in questo momento, potranno continuare con questa azione di diciamo, controllo o di anche offesa nei confronti dei ribelli yemeniti, degli Houthi nel Mar Rosso, o anche il sostegno a Zelensky per la guerra in Ucraina. Questo è un gran punto di domanda che dopo le elezioni capiremo come si sbroglierà. Dall'altra parte c'è proprio la situazione del Mar Rosso che mette in scacco i commerci europei per molti aspetti anche mondiali, proprio con una direzione diversa che prendono le navi, non passando più poi il canale di Suez. È chiaro che la situazione è questa e molti stanno attendendo delle evoluzioni anche per capire sia l'economia come si sposta, ma anche il conflitto se si allarga o meno. Cinque Palmi. Per una volta diciamo che il nostro governo ha una posizione ferma e non cambia a seconda di chi sono i leader degli altri paesi in giro per il mondo. È chiaro che se dovrebbe vincere, se dovrebbe essere confermato Trump, quindi con la vittoria dei repubblicani, sicuramente ci sarà un altro tipo di intervento. Il presidente Trump ha detto che lui la guerra in Ucraina la fa terminare in 24 ore. Non so se ci saranno le 24 ore, ma secondo me poco via, e sono anche sicuro del fatto che se al posto di esserci democratici, quindi Biden, non tanto Biden, diciamo chi per Biden decideva, la guerra in Ucraina neanche non iniziava, si trovavano altri sistemi. Infatti voglio ricordare a tutti che come ad esempio il nostro Presidente del Consiglio, che sta riuscendo e riesce tranquillamente a dialogare con tutti i leader delle altre nazioni, che siano amici o che non abbiano anche molte idee in comune, comunque porta avanti un dialogo importante. Trump aveva fatto la stessa cosa. Trump ha dialogato con Kim Jong, con Putin, con Zelensky, con il leader della Cina, quindi conosceva molto bene la materia della politica estera. Quindi tutto il mondo credo che in questo momento sta aspettando cosa succederà in America, è inutile negarlo, siamo anche appunto legati a questa vittoria democratica o repubblicana. Beh, sicuramente un passaggio molto importante per la politica estera di tutto il mondo. Stati Uniti, cioè, non ci nascondiamo, paese che ha il suo peso, gioco forza. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Faccio una domanda a livello diciamo un po' internazionale che interessa a tutti. Volevo chiedere al suo ospite, se non ricordo male, infatti io anche i video ascolto e seguo un po' perché è nell'interesse di tutti, il nuovo trattato pandemico è un copia e incolla di quello di Conte Speranza. Se non ricordo male, prima di essere eletta, la Meloni aveva detto mai più obblighi, mai più la stessa cosa di Conte Speranza. Adesso io chiedo al suo ospite, come mai questo voltafaccia? Perché se uno dice una cosa, poi dovrebbe mantenerla. E poi le dico la verità, io sono sincera e mi prendo la responsabilità di quello che dico. Stranamente è venuto Bill Gates, ha detto a parlare di intelligenza artificiale. Guardi, io sinceramente non credo che sono andato a parlare solo di questo. Ecco, questo è il mio dubbio, non voglio commenti su questo perché è una mia idea impersonale. Però sul trattato pandemico vorrei delle spiegazioni, perché non si può dire bianco e fare nero. Perché poi, sa, quelli che l'hanno votata, e mi scusi che dico anche che io non l'ho votata, si fanno delle domande e chiedono ma come? Dice una cosa poi ne fa un'altra? Non è tanto credibile, capito? Questa è la mia domanda, la ringrazio, buona giornata. Grazie a lei. Cinque Palmi, se ha voglia di dare una risposta. Insomma. La questione è molto semplice. Leggo anche qua la pagina che hai messo tu per prendere spunto, no?
che è pronto il nuovo piano pandemico, si parla in caso di necessità. Ecco, in caso di necessità. È chiaro che le necessità che aveva Speranza, Conte e tutta la banda non sono le nostre necessità. Ecco, sono necessità completamente diverse e problematiche completamente diverse. Quindi, insomma, non è che si farà un copia e incolla. Personalmente non ho ancora letto tutti quanti i punti perché è stato appena varato, stamattina sono venuto qua in onda e quindi non è che adesso lo conosco a memoria, però quello che è sempre stato detto in caso di necessità, che le nostre necessità, le necessità concrete, le necessità vere sono letteralmente completamente diverse e diametralmente opposte rispetto a quello che aveva previsto il ministro Speranza. E quindi sinceramente non mi preoccupa. Ecco, quindi Senta, 5 Palmi, caliamoci un attimo sulla realtà locale. Intanto faccio un passo indietro, vorrei chiedere anche a lei, visto abbiamo ricostruito ieri in un servizio, ma Consiglio Comunale, sì. È mancato il numero legale a un certo punto, cosa è successo? No, non è che a un certo punto è mancato il numero legale, da subito la maggioranza era in 20 persone e non in 21, perché con 21 si garantisce il numero e mentre quindi con 20 siamo andati sotto. Abbiamo fatto le commemorazioni, bisognava discutere gli ordini del giorno. Gli ordini del giorno sono una cosa che solitamente interessa all'opposizione. Per malattia alcuni esponenti della maggioranza non sono potuti venire in aula. E ovviamente sappiamo che quando uno sta male bisogna speculare su questo, no? Bisogna speculare sulle malattie altrui perché non si hanno argomenti per far politica, quindi si spera che qualcuno stia male in aula per far così cadere il numero legale. Cioè, secondo me è qualcosa di allucinante, cioè, questa non è politica. In un'aula di consiglio, in un'aula politica giusta e normale, a questo punto l'opposizione poteva giocare le proprie carte dicendo guardate che voi siete solo in 20, noi restiamo in aula, però ci ascoltate. Poteva trattare, dice lei. Logico, questa è politica. Questa qua, così si fa politica. Loro quanti erano? 16? Loro erano in 16. Potevano tranquillamente stare in aula, si trattava gli ordini del giorno, che era una cosa che a loro interessava, perché era una cosa che loro hanno presentato in maggior numero. Alcuni venivano passati, alcuni potevano essere bocciati, quindi questo qua era il gioco forza, diciamo, ma far cadere il numero legale per poi poter andare, venire qua a Tele4, fare la pagina sul quotidiano, scriverlo su Facebook, non garantiscono il numero legale. Purtroppo, se io stamattina, ad esempio, avevo 38-39 di febbre, non potevo essere presente. Certo, chiaro. Giusto? Certo. Anche perché se io venivo qua con 38 di febbre, tu Bernardo mi dicevi Gabriele non arrabbiarti, devo lavorare, ho moglie, figli, fammi una cortesia, stai a casa, non diamo il rischio. E invece la sinistra o le opposizioni su questo vanno a speculare, questo è il livello medio della nostra opposizione, cioè si va a speculare sulla malattia, un'influenza, ma è pur sempre una malattia, della parte della controparte. Per me è una cosa assurda. A voi mancavano 4 persone quindi? Giusto? No, siete 24 in Sì. 20 ne mancavano in 4. Ma sì, bastava uno che già cambiava la cosa. Perché con 21 si ha il numero legale, noi eravamo in 20. Però torno a dire, purtroppo, non è che l'influenza ti avvisa, ti dice guarda che domani alle 8 arrivo. L'influenza arriva quando arriva. È accaduto. Può essere che la stizza dell'opposizione di uscire era dettata dal fatto che aveva percepito che tutti gli ordini del giorno non sarebbero stati accolti. Quindi diciamo c'è stata una sorta di ripicca. Mi passi il termine. È proprio per questo che bisognava fare magari una sospensione, una riunione di opposizione con gli assessori e si decideva cosa fare e cosa non fare, fosse stata una cosa politica. Dopodiché, ma io dico sempre questo, per responsabilità si rimaneva in aula, perché non è che chi non era presente era a giocare a padel o era a fare le sabbiature a Lignano. A grado, come Gigi Riva. Ecco. Cioè, era a casa che stava male. Probabilmente, siccome
iniziare a parlare di ordine del giorno era un argomento lungo, che si poteva andare avanti come 3 ore, 4 ore, 5 ore, poteva essere anche fare di nuovo le 6 di mattina con gli ordini del giorno. Probabilmente dall'altra parte hanno preferito andare a casa, so che c'era Napoli-Inter, magari c'era qualche tifoso del Napoli o qualche tifoso dell'Inter, ha preferito andare a casa per guardare la partita. Io altre spiegazioni non trovo, ma far passare che la maggioranza non può garantire il numero è proprio una stupidaggine che non sta né in cielo, come in questi giorni ne ho sentite di stupidaggini sempre provenienti da quel lato delle opposizioni. Tipo? Ma dai, cioè, io sono riuscito, mi sanguinavano le orecchie. Addirittura? Sì, perché allora una persona, vede Bernardo, io ho iniziato a lavorare da giovane, perché avevo 15-16 anni che ho iniziato a lavorare. Non ho studiato, mi sono fermato presto, ma ho fatto altro nella vita, no? Persone che invece si vantano degli studi fatti, persone che piace parlare come se fossero i presidenti della Repubblica, quindi si gonfiano come le vele della barcoliana, no? Voglio dire, fare questi scivoloni che ho sentito in questi giorni, ho sentito addirittura che la Fincantieri è stata quasi obbligata ad assumere i Bangladesh per essere competitivi. Cioè personale straniero per essere competitivo come prezzi. Allora, io qualcosa di lavoro insomma ho combinato nella vita, no? Se io da domani licenzio tutti nel locale dove ci sono, assumo stranieri che non sanno né parlare in italiano, che non sanno portare i piatti, che non hanno ma zero qualifiche, ma sono solo sottopagati, perché parliamo di 500-600 euro al mese, posso usare come scusa, ma così sono competitivo? Quindi deve abbassare i prezzi? Sì, ma li posso anche abbassare, ma non penso che nessuno mi lascia passare questa come scusa, no? Ecco, perché se io domani apro un laboratorio di scarpe, vado in Toscana, assumo degli artigiani di Firenze, perché so che a Firenze hanno determinate scuole che formano queste persone e le pago più del dovuto, perché sono professionisti. Se io vado nel Bangladesh, quindi nel discount degli operai, prendo gente sottopagata che non è neanche formata, la porto in Italia, la formo per poterla sottopagare, e questi qua sono arrivati in Italia dormendo in monolocali in 7 persone, quindi non hanno spese d'affitto, bla bla, tutte le realtà che già conosciamo, che avevamo ben visto Monfalcone, e non solo uso, ma addirittura giustifico questa cosa qua dicendo ma in questa maniera possono essere competitivi i prezzi, per me è assurdo, quando poi prendo pure le difese ad esempio della Varsila. Allora a questo punto i signori della Varsila potevano licenziare tutti, assumere anche qua a Trieste i Bangladesh a 500-600 euro al mese, che a qualcuno dell'opposizione, qualcuno del Partito Democratico, qualcuno di adesso Trieste, qualcuno dell'altra parte, insomma qualcuno che in teoria ha un partito che nasce nella strada, che nasce per stare vicino ai cittadini, giustifica questa mossa. Cioè per me è qualcosa di aberrante, qualcosa che non può essere ma nemmeno pensata. Cioè, e questo è un scivolone che ho sentito dall'altra parte. Quindi mi auguro che chi l'ha detto, anche in questo caso, immediatamente, quando una volta ha capito lo scivolone che ha fatto, chieda scusa. Perché per ogni straniero, per ogni Bangladesh in questione che hanno assunto, non hanno assunto un cittadino di Monfalcone, che non è che non sa fare quel lavoro o non lo vuole fare, ma onestamente tu vai nelle stive, tu vai dentro i tubi per 500-600 euro al mese col saldatore 8 ore al giorno? No, anche perché ti prendi il reddito di cittadinanza con 700 euro al mese. Quindi è ovvio che non trovano manodopera italiana. Poi c'è la manodopera italiana, che è quella qualificata, che va a supervisionare il lavoro fatto da loro. Sì, vero. Ma io non posso, io parte politica, io persona ragionante, non posso giustificare questo per dire ma così è competitiva, perché allora io posso giustificare il fatto che domani Fincantieri va via da Monfalcone, va in un paese XY, va in Africa,
perché così costa di meno. La delocalizzazione. Ecco, per me è una cosa assurda. E poi altre cose che abbiamo sentito, che se vuoi dopo affronteremo anche questo discorso. Abbiamo anche questo. Allora, abbiamo Gianluca Paladin che è nella zona di Via Flavia. Gianluca, dammi un minuto che sento la telefonata che è già in attesa da un po' di tempo e poi arrivo subito da te. Buongiorno, chi è in linea? Sì, buongiorno Gullotta, buongiorno consigliere. Buongiorno. Parlando di salute, no? Già che stiamo parlando della salute dei consiglieri della maggioranza, vediamo anche la salute dei cittadini. È una lista di attesa infernale che non si ferma, perché per una visita dermatologica devo aspettare fino a novembre pagando 120 euro al giorno seguente, ovviamente. Le liste d'attesa che l'ingegnere Riccardi non riesce a fermare, smantellando i consultori delle donne qua a Trieste, che è un posto dove le donne andavamo gratis lì a fare le visite. Dobbiamo fare le visite in 2 posti con liste d'attesa, anche sicuramente anche lì. Poi mettiamo anche lo smantellamento che vogliono fare del centro prelievi. Dopo, qual altro smantellamento vuole fare l'ingegnere Riccardi? Invece che vada a fare autostrade, che vada a fare altre cose dei cantieri, no a smantellare la sanità pubblica nostra, perché il che meno tiene è il che più sta aspettando adesso, aspetta mesi, perché ovviamente un operaio che guadagna 1.500 euro non può pagare 120 euro in una visita privata per sapere che cosa ha nella pelle. E queste cose sono importanti, molto importanti, e vediamo che la giunta di Federica con Riccardi non stanno migliorando niente. Hanno promesso 10 milioni, hanno promesso la telemedicina. Che pensa che con un call center soluzionerà la medicina qua del Friuli Venezia Giulia? Vediamo, perché risposta al suo ospite. Grazie. Grazie. Allora, un attimo di attesa prima di questa risposta, andiamo da Gianluca Paladin, poi Cinque Palmi la lascio intervenire. Buongiorno Gianluca. Buongiorno Bernardo, buongiorno al consigliere Cinque Palmi. Siamo tornati in Via Flavia, angolo Via Frigessi. Una bella idea, tra l'altro do credito a Franco Torricella che ha suggerito. Andiamo a vedere se quei lavori per la rotonda di Via Flavia sono partiti, perché comunque insomma l'ultima volta siamo stati qua, ma non c'era ancora nulla, a parte la zona spianata dove deve sorgere la rotonda. Qui adesso c'è l'escavatore, ci sono i primi scavi che sono stati fatti per aprire la strada che verrà fatta per l'ingresso in rotonda, quindi una nuova zona di sfogo per il traffico cittadino tra Via Frigessi e Via Flavia. I lavori sono finalmente partiti, e proprio questa zona che vi sta mostrando Franco Torricella, dove poi la gente devia a sinistra per immettersi nella nuova carreggiata, ecco, ci sarà questa nuova valvola di sfogo perché eviterà appunto le code di chi deve aspettare che passino tutte le altre macchine e anche i camion e i mezzi pesanti, che sono tanti a passare qui, visto che è un'area completamente industriale. Allora in questo caso la viabilità subirà un'accelerata, perciò la rotonda in questo caso dovrebbe portare appunto benefici da questo punto di vista. Adesso non ci sono operai al lavoro, però i lavori di fatto sono iniziati con i primi scavi per aprire di fatto l'ingresso, la rampa della rotonda, quindi insomma immagino che verrà tolta parte dello spartitraffico mediano per far spazio proprio all'ingresso in rotonda, e quindi i lavori sono iniziati. Vedremo poi quanto dureranno, casomai ci informeremo anche con gli uffici per dare aggiornamenti anche su questo cantiere, per vedere se ci saranno modifiche di mobilità proprio in virtù del cantiere stesso. Questa è la verifica che abbiamo voluto operare questa mattina prima di andare in centro città a Trieste, Bernardo, perché adesso da questa zona verso Muggia ci sposteremo verso Trieste per raccogliere una segnalazione, io chiamo Tele 4, una donna disabile che usufruisce del parcheggio per i disabili ha subito un atto vandalico alla propria automobile. È stata imbrattata nella notte, la notte non questa scorsa, la notte passata, ma la notte prima ancora. Adesso raccoglieremo questa segnalazione, parleremo col marito della donna che non può scendere
da casa in questo momento, però ci racconterà appunto il danno che hanno subito e ce lo potrà anche mostrare, immagino, perché la macchina dovrebbe essere ancora parcheggiata lì. Siamo in via Battisti come zona, ampiamente frequentate, proprio lì ci sono diversi stalli per disabili per posizionare il veicolo. Ci spostiamo, ti restituisco la linea, ci ricolleghiamo dal centro città. Grazie a Gianluca Paladin da Via Flavia. Cinque Palme, se vuole rispondere alla telefonata precedente? Beh, diciamo che in parte la signora che ha telefonato da casa non posso dar torto, non posso dire che sta sbagliando, perché su certe cose ha perfettamente ragione. Non si possono aspettare mesi per avere una visita medica, indifferentemente dalla visita che sia, perché che sia un problema meno importante o un problema importante, a livello personale è sempre un disagio. Certo. Ecco, quindi bisognerebbe trovare assolutamente la maniera per ridurre le liste d'attesa. In Veneto qualcosa è stato fatto, ad esempio facendo lavorare i macchinari anche 20 ore al giorno. Abbiamo visto che determinate macchine per certe visite lavorano appunto 20 ore con i medici che si rendono disponibili quasi giorno e notte. La mancanza che c'è adesso sul territorio del Friuli Venezia Giulia sono proprio anche la mancanza di medici. Quindi è un discorso che più volte si è affrontato, che più volte ha detto anche il governo che bisognerà fare qualcosa, quindi su questo sicuramente si metterà mano, ad esempio togliere il numero chiuso all'università. Ecco, perché questo qua è un grosso limite. Tante persone non riescono a entrare in medicina, chi ha fatto l'esame sa che è un esame difficile, però io dico questo, no? Se uno ha l'interesse veramente di fare uno studio che è anche difficile, è uno studio che impegna tantissimi anni della propria vita, lo può tranquillamente iniziare a fare. Se dopo magari lui non è all'altezza, interrompe da solo, voglio dire, non è che c'è quindi la possibilità di mettere un esame per poter entrare a un tipo di facoltà. Secondo me è sbagliato, anche perché magari quel giorno, in quel momento una persona non è tanto in sé, ma dopo magari può anche mutare. Abbiamo visto tanti ragazzi che iniziano il percorso scolastico, il percorso di studi in un modo e lo finiscono completamente in un altro. No? Quindi è una cosa che deve assolutamente fare. Il raggruppamento dei consultori che viene fatto qua a Trieste è per cercare di garantire proprio questo. È inutile avere ad esempio un medico il giovedì in una parte, il venerdì in un'altra, il giovedì dalle 9 alle 11 in una sede, il mercoledì dalle 7 alle 9 in un'altra sede. Si cerca di raggruppare per avere ad esempio il medico dalla mattina alla sera sempre presente. Questo qua cosa permette? Che ad esempio chi lavora e non può prendere permesso o non può prendere ferie, magari una partita IVA, quindi non è che presenta un permessino e può andare via direttamente, avrà la possibilità di poter scegliere se recarsi nello studio la mattina o il pomeriggio. Certo. È chiaro che chi è abituato per vari motivi ad avere il consultorio vicino in casa, ci potrà essere dei disagi perché magari devi spostarsi, devi prendere la macchina, devi prendere il mezzo pubblico, e su questo è indiscutibile il fatto. Dall'altra parte si cerca di migliorare per garantire più personale e più presenza in sede e così poter prolungare gli orari di visita dalla mattina al pomeriggio. Ecco, questo qua è quello che mi è stato riferito e quello che io ho capito. Andiamo ad ascoltare un'altra telefonata, poi dovremo andare in pubblicità. Buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Prego. Ieri un'altra lamentela. Ieri io non ho parlato forse neanche per 10-15 secondi. C'era il signor Bernovic che voleva tirargli le orecchie perché a un certo punto della Lega, perché non propongono una legge che bisogna votare obbligo, come era una volta, obbligo a tutti i cittadini di votare, in modo che dopo non possono dire la loro o sì o no. E poi dopo un'altra cosa, perché gli onorevoli stanno in ballo lì 30-40 anni in Parlamento e i presidenti di regione non possono avere più di 2 mandati? Il terzo chi entra dopo il secondo mandato? E minimo un mese ci vuole per mettersi a posto con tutte queste scartoffie che hanno. Perché dobbiamo fare questa perdita di tempo? Perché? E poi un'altra cosa, quel bambino che
è stato operato, perché non si mette un bel numero in modo che i bambini stessi danno un obolo di 2 euro per questo bambino? Cominciamo i bambini stessi a essere diciamo, convinti della donazione. Certo. No, a chi va in posta a fare la donazione un conto corrente? Ma dai, mettiamo il numero e così tutti versano. Grazie, Manni. Grazie, sì, c'è un IBAN per questo bambino che è di 5 anni, Leo, che è stato operato per un tumore al cervello, c'è un IBAN per la famiglia, c'è anche però un luogo di riferimento che è il Bar Capriccio di Via Bramante, dove chi vuole donare può farlo lì, ecco, insomma, quindi almeno un luogo geografico e fisico dove poter fare del bene senza dover andare a fare questioni di banche, eccetera, c'è. Ecco. E secondo me anche meglio, perché abbiamo visto più volte che con quei numeri particolari dove si fanno 4, le donazioni, 5, abbiamo visto che una piccola percentuale andava donata a chi veramente ne aveva bisogno, tanta parte finiva chissà dove. Quindi secondo me che ci sia un IBAN diretto o un posto dove appunto si può andare e vedere un salvadenaio proprio. Vedere veramente dove a livello fisico, secondo me un po' rassicura chi poi fa volentieri qualche donazione, qualche piccolo aiuto. Allora andiamo in pubblicità, al rientro le chiedo un'opinione sul terzo mandato, perché questo ha chiesto Franco, e anche la possibilità di obbligare la gente al voto, insomma è una strada che in Italia si è percorsa però tanti anni fa. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco. Bene, riprendiamo la nostra diretta di Sveglia Trieste in compagnia del consigliere di Fratelli d'Italia Gabriele Cinquepalmi. Terzo mandato, lei è favorevole sulla proposta di sindaci e presidenti di regione? Sono assolutamente favorevole per il discorso che siamo in democrazia, nel senso, uno si può presentare anche 5, 6, 10 volte. Se il lavoro è stato fatto bene, se ha portato dei risultati a casa, la gente lo vota. Certo. Se lui non è all'altezza, assolutamente non viene più eletto. È come il discorso, tu puoi venire in pizzeria da me solo 5 volte. Cioè, perché se ti trovi bene vieni quante volte vuoi, voglio dire, è una tua scelta, nessuno ti obbliga. Ecco, proprio per questo addirittura, usando questa parola dell'obbligo, allaccio anche quell'altro argomento sull'obbligo del voto. Cioè, secondo me non è corretto obbligare qualcuno ad andare a votare. Perché se uno non si sente rappresentato, se uno non capisce la politica, se uno non gliene frega della politica, può anche non farlo. Certo. Se la gente non va a votare, è anche colpa della politica. Non si riesce a spiegare, non si riesce appunto a far capire, risulta antipatica, non fa niente. Non ha idee condivise. Non ha idee condivise, ha idee contrarie. Quindi è anche la bravura di ogni cittadino, di ogni politico, di ogni personaggio pubblico far capire la politica. Adesso noi purtroppo stiamo vivendo in un momento, io dico purtroppo perché ho conosciuto anche un altro aspetto della politica che adesso si vede poco, adesso magari si pensa più al consenso immediato. Noi abbiamo visto anche con altri governi che sono durati un anno, non di più, aver fretta di portare a casa un risultato, magari il risultato era sbagliato, magari è stato fatto male, giusto per poter dire l'ho fatto. E questo qua le persone poi lo percepiscono e si allontanano dalla politica. Per questo è anche giusto fare un discorso che non bisogna avere un limite sui mandati, perché se una persona non può ragionare di anno in anno, ma perlomeno può andare avanti su certe cose in 5 anni e altre idee, altri piani devono essere visti sui 10 anni. Noi vediamo per la prima volta che chi governa in questo momento, quindi Fratelli d'Italia col presidente Meloni, dopo un anno e mezzo, ed è una cosa rarissima qua in Italia, non ha perso consensi. Ha mantenuto il consenso. Ha mantenuto il consenso e anzi è anche un po' cresciuto. Noi abbiamo visto l'esplosione di Renzi, 30%, ho perso neanche un anno. Stesso discorso valeva per Conte e stesso discorso è stato anche con Salvini.
Perché? Perché hanno cercato di portare a casa cose poco concrete, giusto per mettere la bandierina, 110%, ad esempio, tutti i vari bonus a pioggia, i banchi con le rotelle, cose che al momento portano il risultato a casa, reddito, cittadinanza, ma poi abbiamo visto che alla lunga, e non troppo, perché dopo neanche un anno, e sappiamo benissimo che un anno in un tempo politico non è niente, è pochissimo. Ecco, si è visto quanto che valevano quelle cose. Per questo quei partiti politici, quei leader politici, poi hanno perso il consenso. Cercare di governare, non tanto per correre dietro il like, cioè, secondo me ogni politico, ogni rappresentante deve avere una sua idea, non deve rincorrere le idee. Io ho la mia idea, io la presento, chi condivide la mia idea mi vota, mi porta avanti, mi sostiene, mi dà l'amicizia e così si crea la politica. Io non posso stare ad ascoltare cosa tu hai bisogno, cosa ha bisogno quell'altro, e a seconda di chi ascolto cambiare i miei piani. Questo non è il modo di fare politica ed è purtroppo quello che in questo paese, e non solo, sta succedendo negli ultimi anni. Rincorrere il like su Facebook. Faccio vedere la vignetta di Englaro che è sul pezzo, gli sta proponendo i 3 mandati, non te sa quante volte li gozza mandati, quindi ci sta, fa comunque sorridere. Andiamo a sentire una telefonata, poi leggeremo un po' di mail perché ce ne sono parecchie. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Senta, buongiorno innanzitutto a tutti quanti. Buongiorno a lei. Io vorrei dire cose su questo fatto. Allora, la gente non va più a votare. Io ci sono sempre andata, però anch'io qualche volta comincio a avere dei dubbi adesso. Allora, è un dovere innanzitutto, però io ho visto, ci sono stati delle persone elette anche con 7.000 voti ultimamente, non in questa elezione ma in altre, e non hanno avuto niente, non sono stati messi da nessuna parte. Ed era una persona, vi faccio il nome di Zalucar, il dottor Zalucar, aveva avuto 7.000 voti. Eppure sarebbe stato un ottimo medico, un ottimo assessore sanità, ma non andava bene a una parte del territorio, perché questa parte del territorio del Friuli Venezia Giulia, da quando è stata fatta la regione nel 64, ha sempre avuto l'assessore alla sanità friulano. Ha cominciato con il dottor Nardini e non è ancora finita. E questo è tutta una questione di territorio e non va bene, perché a volte una persona può essere migliore dell'altra, soprattutto se se ne intende. Io adesso ho fatto un nome e un esempio, però ci sono tante altre cose che, per esempio, delle mie amiche che hanno anche studiato il diritto costituzionale, io non vado più, perché quel che avevo messo lo ha escluso addirittura. Poi la gente si stufa. Ok. È tutto lì. Grazie signora. Buongiorno. Grazie. Grazie. C'è tutto un sistema elettorale anche. Noi non è che andiamo a votare chi poi diventerà assessore. Prima cosa. Noi andiamo a votare chi ci rappresenta, quindi i vari consiglieri. Il consiglio, certo. Ecco, il consiglio viene eletto dai cittadini, la giunta viene eletta dal sindaco o dal presidente. Un bravo consigliere, uno che si dà da fare, riesce, anche se non è assessore, riesce a portare avanti determinate cose, ecco, facendo determinate azioni, comportandosi in determinati modi, prendendo gli assessori, prendendo la giunta, sollecitando la giunta. Ecco, quindi diciamo che chi poi non è un assessore non è che non fa niente, riesce a portare avanti. Ovviamente chi non è assessore ed è consigliere ma è forte dei voti ha più forza anche con la giunta, col sindaco o col presidente. Chiaro. Voglio ben dire che ci sono anche assessori che non hanno avuto neanche i voti. Vero. Ecco, quindi non è che un assessore, perché l'assessore viene preso in maniera diretta. Sul caso io il dottor Zalucar non lo conosco, non so dire esattamente se fosse stato un bravo assessore, su questo non posso esprimermi, non ho
le competenze. So che è un medico, so che ha operato bene in quanto medico, ma tante volte anche chi è medico magari non è che per questo sa fare delle scelte in quel tipo di assessorato, ma bisogna andare a votare per dar comunque forza ai vari consiglieri se uno ci crede. Certo. Quindi c'è la spiegazione, secondo me, è questa. Sì. Leggo alcune mail. Abbiamo notizie dei tempi sul tram di Opicina, possiamo ancora sperare di vederlo? Scrive Paolo. In una mail molto sintetica, che fine ha fatto il tram, speriamo di vederlo. Il tram sappiamo ormai come sono le storie, è chiaro che è volontà di tutti rivederlo partire. Il tram già parte, il tram funziona, il tram già si può muovere, mancano tutti i vari osta da parte degli enti che ne fanno le certificazioni. Insomma, su questo anch'io non vedo l'ora di vederlo. Ok. Poi altre mail sul discorso della competitività della Fincantieri, grazie agli operai del Bangladesh, lo disse Bono, non soltanto un consigliere comunale, scrive Luigi. Buongiorno, quello di cui sta parlando il consigliere Cinque Palmi l'ho pensato anch'io con stupore e incredulità. Ieri mattina, ascoltando purtroppo l'ospite del primo blocco tra le 9 e le 10 e tra le 8 e le 9, personalmente un discorso del genere sulla concorrenza a spese dei lavoratori italiani mi ha sconcertata, scrive Patrizia. Altra mail, può chiedere a Paladin di passare in via Costalunga per vedere i divieti di sosta se sono in previsione delle modifiche del parcheggio. Se Gianluca è in ascolto, via Costalunga, angolo via della Pace, dove più volte abbiamo parlato di un'ipotesi di una nuova viabilità. Sì, in via della Pace è in cantiere il progetto, bisogna mettere in sicurezza quella zona, è stato portato avanti da più consiglieri, io ricordo Riccardo Corrado, Tremul, che immediatamente ha presentato varie mozioni, anche quando era in circoscrizione, lo stesso Salvatore Porro, poi c'è il diretto interessamento dell'assessore Babuda, quindi quella è una zona che va immediatamente attenzionata e tra poco che dovranno iniziare i lavori. Diamo una notizia di cronaca dal sito del Piccolo: incendio in un appartamento nel rione di San Giacomo a Trieste, un morto. Prendere fuoco è stato un alloggio in via del Ponzianino, evacuato l'intero stabile. Tragedia nella prima mattina di oggi, mercoledì 24, a San Giacomo a Trieste. Una persona, le prime informazioni parlano di un ultra sessantenne, è morta carbonizzata in un incendio divampato al quarto piano di una palazzina in via del Ponzianino 5. L'intero stabile è stato fatto evacuare ai vigili del fuoco sul posto assieme al 118 e ai carabinieri. Notizie poi in aggiornamento, grandi disagi anche al traffico nell'intera zona a causa della chiusura della strada ed è probabile che proprio con Gianluca Paladim andremo in quella zona non tra molto. Vado a leggere un'altra mail, poi andiamo alla telefonata. La mail dice: buongiorno, chiedo al consigliere Cinque Palmi, ieri Fratelli d'Italia ha votato l'autonomia differenziata in Senato con i fratelli della Lega, Salvini, non crede che Fratelli d'Italia perderanno un mucchio di voti visto che il popolo di destra è per l'unità d'Italia e non per le autonomie differenziate? No, perché l'autonomia non vuol dire andare via dall'Italia o non rendere conto al governo centrale. L'autonomia per certe regioni vuol dire semplificare la gestione della regione stessa, essere una gestione più semplificata, diciamo più diretta, perché chi dal governo centrale non conosce magari come è strutturata quel tipo di regione, quindi assolutamente, anzi personalmente io sono a favore, nonostante che sia di Fratelli d'Italia. Ecco. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono in linea. Sì, prego. Buongiorno, saluto la redazione, il gentile ospite e tutti i telespettatori di Tele4. Prego. Io volevo complimentarmi per la giusta analisi fatta da gentile ospite inerenti alla gente che non va a votare. Però volevo aggiungere anche il punto d'osservazione da parte di chi come me non sono usufruitore della politica, perché vengo chiamato a votare, voto e dopodiché demando a qualcuno a fare questo lavoro. Allora, fatto salvo che l'analisi che ha detto il gentile ospite è giusta, esatta, la condivido pienamente, si è aggiunto una cosa, che l'Italia è passata dal 42esimo al 58esimo posto come libertà di stampa e questo si vede concretamente, si vede proprio concretamente, proprio non si può parlare di temi virgolettato proibiti, no? Perché vengono naturalmente censurati.
e chi come me ha esperienza in tal senso lo sa e può confermare. Secondo, mi rifaccio a una statistica in cui il 70% degli italiani, ripeto il 70% degli italiani, sono funzionalmente analfabeti. Questo vuol dire che praticamente gli si parla e non capiscono assolutamente niente. Terzo, è vero quello che ha detto il gentile ospite inerente al fatto che uno può portare politicamente parlando le proprie idee, le proprie opinioni e la parte degli interessi che rappresentano, però è anche vero che la legge elettorale italiana è proprio è stata creata per creare un subordine tra il candidato e la segreteria di partito, cioè per dirlo in parole soldoni poveri, e credo che il gentile ospite mi potrà dare conferma, se tu sei antipatico, adesso uso un eufemismo, al tuo segretario di partito, questo col cavolo ti mette in condizione di poterti esprimere politicamente parlando. Grazie e buongiorno. Grazie. Diciamo che questo in parte è vero. E dall'altra parte, ritornando proprio al discorso delle preferenze, se io sono antipatico al mio segretario di partito, che non è il mio caso ovviamente, ma dalla parte mia ho la forza di dire guarda che io rappresento 3.000, 2.000, 5.000, indifferente quanti tot voti, anche se sono antipatico devo essere preso in considerazione. Cioè, per questo servono i voti, per questo andare a votare è importante e per questo è importante votare una persona di cui ci si fida e ti può rappresentare. Perché quello che io dico sempre, quando tu vai a votare un consigliere, hai tutto il diritto di potergli rompere le scatole. Se lui non ti rappresenta, se lui non prende le tue difese, se lui non porta avanti un tuo problema, una tua necessità, tu hai il diritto di prenderlo, chiamarlo e rimproverarlo. Perché come lui, tra virgolette, è venuto da te a chiedere il voto, tu puoi tranquillamente pretendere che lui faccia qualcosa per te e ti rappresenti per qualsiasi cosa. E questo è il gioco del voto direttamente, non al partito, ma alla persona. Chiaro. Ecco. Leggo una mail: desertificazione bancaria al territorio di Prosecco. Questo è il risultato di politiche aziendali focalizzate sulla riduzione dei costi fissi in bilancio delle banche e la digitalizzazione con l'internet banking. Io propongo a tutte le poste, agli istituti bancari, di andare in Bangladesh, prendere banchieri del Bangladesh, pagarli 500 euro al mese, così magari possono essere più competitivi. Vediamo se i signori che giustificano questa mossa, perché insomma e questo è l'esempio fatto. Sì. Il giorno 22 gennaio è stato inaugurato a Pordenone il nuovo centro per l'accoglienza dei migranti, con la benedizione del senatore Ciriani, del sindaco Ciriani, prefetto, vescovo, con il coinvolgimento di Caritas e Croce Rossa. Come mai a Trieste non si riesce a fare lo stesso? La giunta di Pordenone e il senatore Ciriani sicuramente non sono di centrosinistra. Intanto a Trieste non si riesce a fare e non si vuol fare per come è fatta Trieste. Ecco, non era stata proposta quella volta fare quel dormitorio vicino alla stazione, o abbiamo visto adesso ci sono tutti quei vari casini casualmente dove ci sono dei dormitori, no? Pensiamo a Piazza Cagliarberto, ecco, quindi ci siamo resi conto finalmente, non io, noi la mia parte politica che ha sempre sostenuto questo, che mettere queste persone, questi clandestini in mezzo ai centri abitati, in mezzo alle persone, in mezzo dove ci sono dei bambini che giocano vicino alle scuole, non è possibile. Io, a differenza di chi era qua nei giorni scorsi, che ho sentito un'altra stupidaggine che secondo me è da fare un libricino, io non è che posso dire io ai clandestini gli voglio bene perché un domani saranno i miei badanti. È una cosa proprio che non sta né in cielo né in terra, perché intanto se uno è clandestino, punto. Non hai documenti, questo non può lavorare, non deve lavorare, deve restare dov'è, deve tornare a casa sua, deve andare... Non può essere messo nel mondo lavorativo italiano, perché non hai documenti, punto e basta, è clandestino. Quindi se io un domani avrò la fortuna di avere qualcuno che mi accudisce, un badante, perché mentre qualcun altro lo dà per scontato, tanto quello sarà il mio badante, ci sono tante persone che purtroppo non riescono neanche a fare la spesa, quindi non hanno il problema di dire ma oggi scelgo un badante, non ce l'hanno, non posso permetterselo,
e purtroppo questa è la maggioranza, io spero sempre che chi domani accudisce i nostri anziani, che potrebbero essere i miei nonni, i miei genitori, io stesso tra qualche anno, sia una persona competente, una persona formata, una persona che è stata formata nelle scuole italiane, che ha fatto tutti i vari corsi, che abbia dei titoli e che soprattutto venga pagato il giusto. Ecco. Quindi sperare che i clandestini un domani diventano i nostri badanti mi sembra un'altra stupidaggine che è stata detta nei giorni scorsi. Ecco. Le leggo altre mail, anzi abbiamo una telefonata, arrivo subito. Complimenti a Tele4 per aver trasmesso in diretta la partita della Triestina. Ricordiamo che il 9 febbraio saremo nuovamente in diretta per Mantova-Triestina e quindi insomma ci sarà modo per ricordarlo. Apro e chiudo una piccola parentesi. Molti ci hanno scritto durante la partita perché non si vedeva la partita con il servizio streaming. Non possiamo trasmetterla in streaming, quindi lo ricorderemo anche per le prossime partite. Quando Tele4 trasmetterà in diretta, e ne abbiamo 3 per tutto il campionato, quindi sarà, una è già stata quella della Pro Vercelli, la prossima è il Mantova e l'ultima sarà il Padova, non si potrà vedere via streaming, solo col vecchio televisore. Mi dispiace, non è una regola che scelgo io ve lo dico perché tanti sono arrivati a scriverci o a chiamarci dicendo avete pubblicizzato tanto la vostra diretta e poi io dal streaming o dall'app non riesco a vederlo. Non possiamo perché ci sono questioni di diritti, eccetera. Comunque la prossima sarà il 9 contro il Mantova, lei sarà allo stadio, no, Mantova non so se ci andrà. No, io... Seguirà Tele4, seguirà la partita. Il locale mio abbiamo sempre lo schermo, tante volte mi sento anche un po' così, perché ho delle persone che vengono a cena, vengono a mangiare e io seguo Ring sul televisore 70 pollici e mi guardano un po' straniti. E quindi insomma, ma bon, vabbè. La Triestina si guarda, bisogna guardarla. Quando a Rocco? Lancia un piccolo sasso nello stagno. Ma quando a Rocco? È una scelta della società. Cioè, è stato dimostrato che col Padova ha giocato. Sì. 12.000 persone sono entrate in stadio, tutte felici, tutti contenti, come è giusto che sia. Il campo ha tenuto bene. Il campo non ha avuto, con tutto che ha piovuto, quindi il campo non ha problemi. Se dopo ci vogliamo nascondere, trovare delle scuse, troviamole. Ma in questo momento, come l'ha detto la federazione, come lo sostiene il comune, come lo dice più di qualcuno anche all'interno della stessa società, il campo è agibile. Se la Triestina non vuol giocare, la Triestina non gioca. Ma questo deve rispondere la Triestina. E su questo ormai mi sembra che non ci siano più dubbi, perché se no non poteva neanche giocare col Padova. Certo. A questo punto mi piacerebbe sapere anch'io quando si gioca al Rocco, perché se dopodiché mi dicono che il presidente della Triestina è più scaramantico di me, allora questo non lo sappiamo, alzo le mani al cielo. Beh, ormai l'amuleto Fortanfredda purtroppo è anche si è esaurito con Albino Leffe. La scaramanzia non esiste, ma non crederci porta sfortuna. Esatto, sì, ecco, sì. Quindi questo è un altro capitolo, ma abbiamo visto che comunque il Comune di Trieste ha continuato a fare tutte le manutenzioni necessarie. È vero, è stato fatto uno sbaglio sulla ricostruzione, sulle messe in opera del campo, che chi ha sbagliato più o meno, secondo me, si è capito. Ma in questo momento il campo è agibile. È agibile. Altro discorso, boh. I concerti? Non dice niente. Sentiamo una telefonata che manca poco alle 9. Buongiorno. Buongiorno Gulotta e buongiorno a Cinque Palmi. Buongiorno. Prego. Io l'abbonamento l'ho messo mai in quadretto perché sono convinta che non lo adopererò più, perché non sono neanche ricominciate il rifacimento del campo. Vabbè. Invece volevo dire, per cui la telefonata che c'è stata prima su Zalucar. Zalucar è entrato in consiglio comunale e in consiglio regionale, eletto da Forza Italia a metà circa consigliatura. Sì. Non so se per un decesso o per delle dimissioni. No, era per le dimissioni di Piero Camber per altre situazioni. Ah sì, è vero, sì, per quella storia del tribunale. Esatto. Comunque, il giorno dopo che è entrato in regione come Forza Italia, lui si è messo nel gruppo misto, quasi in opposizione, se non
sicuramente all'opposizione, per cui non so come poteva diventare assessore alla sanità. Invece volevo dire una cosa a Cinque Palmi, non direttamente a lui, perché non so neanche se era lui consigliere circoscrizionale una volta, non mi sembra. Cinque Palmi, eccolo. Allora, i consiglieri circoscrizionali che sono stati eletti in consiglio comunale sono per tutti i triestini. Io capisco che in certi rioni ci sono dei bacini di elettori e si interessano, però a me non sembra che esista solo Rossol Melara e Altura e tutti questi rioni qui in cui si vedono sempre presenti. I triestini sono un momentino scocciati da questa cosa, perché veramente non si interessano a certi rioni in cui anche qualcuno che si interessa specialmente a Barcola, ma quello è già più di 2 volte che viene eletto in comune. I circoscrizionali devono interessarsi a tutta Trieste, quelli che sono stati eletti in comune, non solo nei rioni dove sono stati eletti e hanno un bacino elettorale. Grazie. Molto chiaro, grazie. Diciamo che proprio per questo, chi prima ha fatto circoscrizione come si dice, ha creato il suo bacino di voti e una volta che entra in comune continua a coltivare quel bacino di voti. E la signora a casa ha ragione, cioè chi è in circoscrizione faccia il consigliere in circoscrizione, chi è in comune si deve interessare del comune. Chiaro. Ecco, Chiaro. Però sì, poi viene naturale che coltivi degli interessi perché li ha fatti nel tempo. Però uno è nato a Valmaura, conosce le problematiche di Valmaura, esatto. Chi è nato a Melara conosce le problematiche di Melara. Certo. Ecco. Allora andiamo da Gianluca Paladini, chiedo un attimo di pazienza ancora al prossimo ospite e anche a Cinque Palmi, perché abbiamo Gianluca Paladini dal luogo dove è scoppiato questo incendio, abbiamo letto dal piccolo che c'è stato anche un decesso, quindi insomma sicuramente un fatto grave. Allora vediamo un attimo di sistemare tutto. Gianluca, se ci senti, a voi la linea. Ti vedo anche in compagnia, non so se c'è Giampaolo Sarti. Sì, grazie Bernardo. Sì, siamo anche col collega Giampaolo Sarti del Piccolo. Allora, grazie Bernardo. Via del Ponzanino 5, un decesso purtroppo a causa di un incendio divampato in questo stabile. Una persona purtroppo appunto è deceduta. Bisogna ancora capire bene la situazione. Sono stati fatti evacuare alcuni abitanti. L'allarme è lanciato alle 7 di questa mattina quando è stata evacuata l'area, il palazzo, proprio per permettere i lavori anche dei vigili del fuoco che sono qui in questo momento. Così a caldo, Bernardo, cerchiamo di reperire le prime informazioni anche insieme al collega Giampaolo Sarti del Piccolo. Giampaolo, un allarme improvviso, purtroppo parliamo di una persona morta, un uomo pare, dobbiamo ancora capire molte cose. C'è difficoltà nell'identificazione, è successo circa un'ora e mezza fa, le persone sono state svegliate dal fumo, alcuni hanno visto uscire il fumo dalla finestra e poi sono arrivati i vigili del fuoco e hanno trovato questa persona. Non è stata ancora identificata, quindi non sappiamo chi possa essere. Come avviene purtroppo in questi casi, respirare i fumi, quindi il monossido di carbonio, può creare questo tipo di conseguenze. Ricordo, il collegamento è abbastanza chiaro che 2 o 3 anni fa qui c'è stato un altro, proprio qui nell'appartamento accanto. Era Pasqua. Era il giorno di Pasqua, un altro spaventoso incendio. E lì morì il ragazzo, il 30enne Lardieri, e lì poi si scoprì che fu un omicidio, una persona accoltellata alla gola e poi l'assassino diede fuoco all'intero appartamento. Non pensiamo che si possa ripetere in questo caso, si tratti di uno scenario di questo tipo, però abbiamo di nuovo una persona morta a causa di un incendio. Ci sono i vigili del fuoco, le persone, come hai detto tu, sono state fatte evacuare. Abbiamo sentito una persona che ci ha raccontato, una mamma, una signora che ha finito il turno di notte alla Salus, è venuta qui e ha trovato l'appartamento di sotto suo chiaramente danneggiato dall'acqua. Ci sono anche queste situazioni qua. Capiremo bene vari dettagli, Bernardo, adesso ti lasceremo andare in pubblicità, poi ci ricollegheremo ovviamente e vediamo se si tratta appunto di un incidente. Maggiori informazioni naturalmente nei prossimi minuti ma anche nelle prossime ore. Grazie Giampaolo. Grazie a voi, buona giornata. Vi restituisco la linea, ci ricolleghiamo più tardi. Grazie Gianluca Paladini e Franco Torricella, anche a Giampaolo Sarti, giornalista del Piccolo sul posto. Cinque Palmi, ringrazio anche lei perché sono già le 9:05. Grazie
grazie per essere stato questa mattina con noi, buona giornata e buon lavoro. Buon lavoro anche a te, grazie a tutti gli amici da casa. Ci fermiamo poi alla pubblicità, ovviamente grazie a Guido Indri che è in regia questa mattina con me. Andiamo in pubblicità tra poco in compagnia di Uberto Fortunadrossi. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Uberto Fortunadrossi che torna a ritrovarci. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Associazione Trieste Città Metropolitana. Abbiamo Gianluca Paladin sempre da Via del Ponzianino, se possiamo ricollegarci con lui. No, sta parlando forse con alcune persone sul posto per capire di più circa questo incendio che ha provocato un decesso. Gianluca, se sei in ascolto, io tornerei da te, così diamo un aggiornamento, poi interveniamo anche cambiando argomento con Fortunadrossi. A te la linea. Sì Bernardo, allora siamo qui con altri colleghi giornalisti, stiamo cercando di capire anche noi ovviamente alcuni dettagli in più che fra poco spero possano arrivare. Carabinieri dentro ovviamente chiamati sul posto per verificare la situazione, i nastri a delimitare tutta l'area e adesso non si può logicamente varcare la soglia. A che piano è successo? Come dire, nell'anticamera. È successo al 4º piano, Bernardo, infatti non so se riusciamo a far vedere, siamo proprio sotto il condominio, il 4º piano, le finestre sono ancora aperte, poi nella ricostruzione col servizio di Tele4 vedremo tutte le immagini fatte proprio nella giornata di oggi, stamattina. Adesso ci sono i carabinieri che stanno controllando l'ingresso dello stabile, le persone sono già state fatte evacuare, i vigili del fuoco come vedete sono ancora all'opera, l'odore è forte, è acre, appena si entra dentro si sente che c'è comunque odore forte. Noi ci mettiamo all'ingresso senza disturbare ovviamente i carabinieri, ci mettiamo qui, non varchiamo oltre, vogliamo solo mostrare a questo punto l'area interessata, in realtà è il 4º piano e facciamo vedere che appunto oltre questa soglia in alto stanno ancora operando carabinieri e vigili del fuoco proprio per verificare il tutto. Pare che forse si tratti di un incidente, non sappiamo ancora nulla, maggiori aggiornamenti naturalmente nelle prossime ore e ovviamente dovremo capire anche l'identità della persona, certo. Insomma un corpo che bisogna capire anche in che condizioni si trova dopo un purtroppo disastro del genere. L'appartamento è andato completamente a fuoco. Usciamo, torniamo indietro mentre qui anche con dei tecnici i carabinieri stanno parlando proprio per verificare ovviamente il tutto. Allora vediamo se riusciamo a raccogliere altri aggiornamenti. A questo punto, anche grazie al lavoro che stiamo svolgendo assieme ai colleghi, Giampaolo, vediamo di capire anche se si può dire qualcosa su questa persona. Pare si possa trattare di un incidente, si possono escludere forse alcuni ipotesi. Abbiamo appena, sulla nostra pagina, sulla home page del Piccolo, abbiamo appena pubblicato quella che potrebbe essere la causa. Pensate, una cosa pazzesca. Anzitutto sembra si tratti di una persona giovane, ma prendiamo con le pinze questa informazione perché, ripeto, ci sono ancora i militari dell'Arma che stanno procedendo all'identificazione. Sembra che questa persona si fosse collegata un tubo dal forno della cucina per riscaldarsi. Un impianto di riscaldamento improvvisato. Rudimentale, l'abbiamo adesso scritto sul Piccolo. Sì, lo stiamo leggendo. Per collegare alla camera da letto. Come abbiamo scritto, hanno trovato il pavimento in prossimità di questo tubo incendiato. Ora, noi non sappiamo se è un incidente o altro, perché purtroppo situazioni di questo tipo possono far pensare anche a un suicidio, ma in questo caso ci pare più probabile un incidente, una persona che evidentemente non ha i mezzi per riscaldarsi e quindi si costruisce da sé un impianto di riscaldamento rudimentale. E cosa può succedere? Collegare un forno a un tubo per portare il calore nella camera da letto. Hanno trovato, dicevo prima, il pavimento, ora non so se di legno, immagino a questo punto di legno, un parquet o qualcosa di analogo bruciato. Il monossido di carbonio in una stanza chiusa ti uccide in pochi minuti, questo bisogna capirlo.
Poi si è scatenato l'inferno qua dentro, l'incendio, persone evacuate, il fumo dalle finestre, persone per strada di primo mattino. Questo è lo scenario che abbiamo. Capire anche la dinamica a questo punto, perché essendo successo di primo mattino, insomma, chissà se la persona anche si è subito accorta di quello che stava succedendo. In genere ti addormenti, no? Oppure se già dormi e non ti accorgi. Purtroppo abbiamo visto anche altre situazioni analoghe di questo tipo, incendi, varie vicende simili sono avvenute qui a Trieste. Grazie a Giampaolo Del Piccolo, e qui come vedete a colloquio ancora i carabinieri, persone che sono anche rientrate nello stabile, altre che sono uscite, una palazzina piccola non abitata da troppe famiglie, però comunque ecco qui un altro pompiere che esce dopo i lavori di spegnimento degli ultimi focolai rimasti, dei fumi che hanno ovviamente portato anche ad alzare di molto la temperatura dell'appartamento, e adesso appunto i vigili del fuoco stanno ultimando le operazioni per riportare lo stabile in sicurezza. Vedete altre persone che escono, forse lavoratori, forse abitanti che abitano qua. Mi scusi, posso coinvolgerla? Posso chiederle cosa è successo? Lei abita qua? No, me hanno detto di non parlare, anche perché io non abito qua, ho preso solo delle misure e basta. Un tecnico quindi per... Sì, ho preso delle misure, mi dispiace. Va bene, grazie. Chiaramente i commenti a caldo sono anche difficili, Bernardo, da raccogliere, proprio perché si deve ancora capire molto in base a quello che è successo. Comunque Bernardo, facciamo così, io ti restituisco la linea per darti anche giustamente l'opportunità di dialogare con l'ospite. Vediamo se riusciamo a ricavare ulteriori informazioni. Intanto ti ricevo la linea. Grazie a tutti voi, anche ringraziamenti da casa, complimenti alla troupe di giornalisti dell'emittente televisiva. Adesso guardavo la TV, è più veloce di una mail, arrivano le notizie a casa, purtroppo non sono buone notizie, si parla di un decesso, però è il nostro lavoro, quindi era giusto essere sul posto. Fortuna Drossi, dovremmo andare già anche in pubblicità, io però le lancio subito un argomento, perché a me interessava molto avere la sua opinione, in quanto del mestiere, riguardo alla riqualificazione del largo Città di Santos, con questo passaggio libertà, l'installazione carsica, chiamata anche Occhio di Massimiliano, prende spunto da quella costone di roccia che si è appoggiata sul muraglione che porta a Miramare, così ha detto l'architetto Kipar, la natura che prende, diciamo, il suo spazio in centro città richiamando al Carso. Secondo lei è un'installazione come dire, consona per l'ambiente, che viene anche colta da chi arriva? Cosa ne pensa? Un suo giudizio iniziale, poi approfondiremo nel corso della mattinata. Lei mi fa scivolare non sul ghiaccio ma sull'argo. Beh, ma siamo d'inverno, non posso fare altrimenti, insomma, fossimo stati d'estate le avrei fatto un'altra domanda. L'Occhio di Massimiliano, chiamarlo è una blasfemia, perché non si può contestualizzare. E l'altro, per non essere proprio diretto, nonostante le mie origini un po' tedesche, dico che bisogna usare una frase di Paolo Villaggio. Non so se i telespettatori se le ricordano, una boiata pazzesca. Quindi non me ne venga male, e rispetto ovviamente le scelte, ci mancherebbe altro, però da cittadino dico non c'entra nulla una cosa del genere, anche perché Largo Santos una parte era acqua una volta, quindi dobbiamo recuperare determinati linguaggi storici, e poi francamente il Carso ce l'abbiamo a 3,5 km, quindi probabilmente c'è un secondo fine farlo lì, che non so quale, perché a delle volte, come si dice, pensar male ci si azzecca, però non vorrei entrare assolutamente in polemica, perché ogni volta che si contesta qualcosa che faccia un'amministrazione che sia di destra o di sinistra, viene etichettato, targato, sei dell'opposizione. Okay. No, io esprimo un giudizio da libero cittadino e francamente, come molti altri cittadini, penso che lo condividano. Andiamo in pubblicità, poi approfondiamo questo e altri argomenti, tra poco. Ritorniamo in diretta con Sveglia Trieste, sempre in studio assieme a Uberto Fortuna Drossi, Associazione di Trieste Città Metropolitana. Come avete, chi era già in collegamento, visto, siamo in filo diretto con Gianluca Paladin, che si trova in via del Ponzianino, dove questa mattina è scoppiato un incendio. C'è stato un decesso, la persona ancora non è stata identificata, le prime
indiscrezioni parlano di un incidente domestico dovuto, come riporta il sito del Piccolo e ci ha detto anche prima il giornalista Giampaolo Sarti proprio della testata Il Piccolo, dovrebbe trattarsi di un rudimento che l'occupante dell'alloggio si è adoperato a costruire per fondamentalmente creare una sorta di riscaldamento interno con un collegamento attraverso il forno, ma queste sono tutte informazioni da dover ancora confermare, quindi parliamo di una prima ricostruzione, non quella definitiva. Gianluca, se sei in collegamento con noi e hai qualche aggiornamento, ti lascio pure ancora la linea qualche minuto, salvo poi risentirci dopo. Mi metto lato io. Sì, Bernardo, allora adesso mi sto spostando a favore anche di luce. Strada bloccata in via del Ponzianino, giova a ricordarlo, carabinieri da un lato e dall'altro a impedire l'ingresso per consentire i lavori, pare si tratti di un ragazzo, dobbiamo avere ancora la conferma se è triestino, potrebbe essere, ma aspettiamo, ovviamente tutto quello che sto dicendo è in fase di accertamento. Forse sulla Trentina, un ragazzo giovane, è tutto da chiarire ancora, però queste sono alcune informazioni che potrebbero aiutarci a comprendere meglio. Le operazioni per l'identificazione non sono facili perché è chiaro che il corpo è stato invaso dalle fiamme, perciò bisognerà capire anche quanto tempo serve per identificare la persona. E le persone dello stabile che sono state evacuate non sappiamo ancora il numero esatto, forse una decina di appartamenti, una decina di persone quantomeno. Adesso abbiamo anche provato a intervistare qualcuno, ma si sono ritirati davanti ai nostri microfoni, ma è anche comprensibile considerando anche il modo in cui si sono svegliati questa mattina con i carabinieri vigili del fuoco che citofonavano i vari campanelli per intimare di uscire, quindi una situazione davvero drammatica. Alle 7:20 di questa mattina l'incendio nell'appartamento sito al quarto piano di via del Ponzianino 5 che sta impegnando non poco vigili del fuoco e carabinieri che ne avranno da fare di lavoro questa mattina tra identificazione, pulizia dello stabile, messa in sicurezza, spegnimento, quello è già avvenuto, del rogo e ovviamente anche la pulizia di tutto, dalla strada agli interni dello stabile che come raccontavamo anche prima insieme al collega Sarti del Piccolo, è chiaro che anche chi abita sotto l'appartamento ha avuto fumi che entravano in casa, perciò bisogna vedere se ci sono anche danni da considerare anche degli appartamenti vicini. Adesso qui noi siamo in attesa di capire l'evolversi della situazione e dare maggiori aggiornamenti sull'identità della persona che abita qui, forse abita da sola e forse è stato un incidente anche proprio innescato da questa sorta di impianto di riscaldamento improvvisato collegato dal forno della cucina alla camera da letto. Adesso sono tutte informazioni al vaglio delle forze dell'ordine, però insomma questo è quello che possiamo dire in questo momento, Bernardo. Adesso io ti ricederei la linea, va bene, salvo magari chiedertela per improvvisi aggiornamenti. A te. Certamente, grazie ancora da via del Ponzianino. Fortuna Drossi, noi ci eravamo prima lasciati sull'argomento della riqualificazione del largo Città di Santos e io le avevo chiesto in pubblicità cosa vedrebbe bene lei a questo punto. Uno spazio libero, e questo non deve essere pregiudicato dal fatto che, come sento, arrivano gli extracomunitari, bivaccheranno, anzi sarebbe un maggiore motivo per bivaccare se facessero una cosa del genere e anche non oltre, bivaccare qualcosa di più. E quindi a me dispiace perché ho una grande stima nei confronti dell'architetto Kipper. Oltretutto condividevamo già a suo tempo, molti anni fa, il fatto che là dove c'era un edificio non debba esserci ulteriormente un altro edificio e che un po' l'urbanistica è creare degli spazi liberi, è un po' come uno spartito musicale, lo spazio ha un significato, quindi dà una melodia. Adesso sono ignorante nella materia musicale, però per quel poco che ne so è importante. Quindi non farei nulla, cioè una pavimentazione.
una pavimentazione, che proprio può essere anche un elemento un domani per fare delle manifestazioni, dei mercatini, visto che si considera Piazza Unità, per me ha una certa sacralità Piazza Unità, come se fosse, o Piazza della Borsa, come se fosse una piazza di un paese, non di una città. C'è una mail proprio su Piazza Unità, chiedo al signor Drossi come mai i pavimenti di Piazza Unità e quasi in tutte le vie del centro si sgretolano. Sono forse delle piastrelle non adatte per i pavimenti oppure paghi poco e poco hai? No, non è paghi poco. Se si guarda anche Piazza Cavano o Piazza Ponte Rosso, dove sono state utilizzate le pietre di allora, c'è uno sgretolamento ovviamente. È la tipologia di pietra, l'arenaria è una pietra di sedimenti, fatta di sedimenti. Quello che è importante è che si dice coltivazione quando io raccolgo la pietra, cioè la taglio dalla cava. Deve essere fatto in un periodo di stagionalità opportuna. Oltretutto questa pietra ha delle inclusioni vegetali e quando penetra l'acqua e ghiaccia ovviamente solleva la scaglia o la frantuma. Comunque l'arenaria è una pietra tipica di Trieste. Il problema è che non abbiamo più cave di arenaria e dobbiamo rivolgerci a altre cave altrove, non sempre le vene sono adeguate. Non dimentichiamo che la cava storica di Trieste era a Roriano, quindi c'era un determinato tipo di materiale, però se guardiamo le altre piazze fatte con le stesse pietre, cioè con le pietre arenarie, hanno lo stesso problema. Abbiamo ancora le immagini della troupe esterna che si trova in via del Ponzianino. Succede sempre quando vengo qua. Era capitato anche quella volta là? No, non bruciare, ma sempre disgrazie. Ah, ok. Allora non vorrei essere... No, guarda, metteremo uno di quei corni però napoletani. con un corno. Esatto, in giro per lo studio, perché poi la scaramanzia almeno per me è di casa. Una mail dice: ieri, stimolato dai vostri servizi, mi sono visto parte del Consiglio Comunale. Che tristezza, che pochezza, che delusione. Eppure anche del Consiglio sono passati signori politici e amministratori. Oggi vedo solo cacciatori di voti e non aspiranti amministratori. Ho esempi precisi, ma aspetto che ripassino dai vostri studi. Un peccato che su YouTube ci siano così pochi che controllino i nostri scarsi politici sulle loro attività. Scrive un telespettatore. Ma la classe politica non è tanto peggio di chi la elegge, quindi io direi a delle volte, non dico al telespettatore, ma direi a delle volte mea culpa. Se pensiamo che allora ci fu un consiglio comunale composto da Almirante, Pannella, quindi personaggi di un certo calibro, Dio mio, senza nulla togliere, ma è il momento. È lo specchio del momento. È lo specchio del momento, sì. Abbiamo una telefonata, pronto? Buongiorno, chi è in linea? Sì, Sergio. Buongiorno. Prego Sergio, buongiorno. Ecco, volevo dire a Drossi Fortuna che noi abbiamo una piazza, la piazza Puecher, che è stata fatta anche forse più 15 anni fa, e il Masegno che hanno messo non ha un buchetto, niente. Se lei va a vedere piazza Puecher è perfetta, passa, e poi oltretutto hanno messo quelle piccole piastrelline sulla carreggiata che passano camion, passa di tutto e di più. Se lei va a vedere quella piazza è integra da, non so, io dico 15, ma saranno anche di più anni. No, 22 anni, no, anche più, 24 anni. Piazza Puecher. Bene, 24 anni, se andiamo a vederla è perfetta, perfetta, sì. Perfetta. Ecco, ho detto 3 volte all'assessora di andare a vedere quelle pietre e di far perché l'ha fatta la ditta Maria Mazzaroli con l'ingegner Spalletti. Ecco, e ho detto all'assessora di andare a informarsi che pietre hanno messo lì per poi metterle in città. Niente di fatto, andiamo avanti con queste pietre scarse cinesi, perché abbiamo tutto pietre cinesi. Sì, ne abbiamo quelle che sono sulle rive, erano cinesi perché lavoravano anche i cinesi. E che sono venute proprio informi bene Drossi che è così. È così, non sono tutte quante che abbiamo a Santa Barbara la cava.
si la cava. Ecco, poi volevo dire un'altra cosa, ma sto Massimiliano, perché chiamarlo sempre, noi a Trieste sto Massimiliano e lo chiamiamo Massimiliano, ma non è così, perché fin tanto che non è diventato imperatore del Messico, lui qui a Trieste veniva chiamato Ferdinando Massimiliano. È uno sbaglio che fanno tutti. L'occhio di Massimiliano, ma Massimiliano chi? Massimiliano primo imperatore del Messico o che Massimiliano? Che poi mettono Massimiliano d'Asburgo, che non è così come Massimiliano d'Asburgo, perché c'è una statua a Cormons che è proprio di Massimiliano d'Asburgo, ma è del 1500. Ecco, ogni volta che io leggo sul giornale Massimiliano, ma allora specifichiamo Massimiliano I del Messico, o se no Ferdinando Massimiliano qui a Trieste, finché tanto che non è andato in Messico. Grazie e buongiorno. Grazie a lei. Allora, innanzitutto la pietra viene dall'Istria, quella che non si sfalda è la Piasentina. Difatti una parte di via San Nicolò è stata fatta con una pietra toscana. Una pietra più dura, mi dispiace, è il mio settore, quindi lo conosco un po' benino. Una parte di pietra più solida, un'arenaria, chiamiamola più compatta, proviene dalle cave vicino a San Leonardo, San Pietro nella Tisone. Quindi quella è una pietra molto più dura. Piazza Polcare ricordo benissimo perché io feci la delibera e quindi non ricordo se era una piasentina o se era una cava di Cividale. Per quanto riguarda invece la pietra cinese, posso dire che le coordinate di Corso Cavour erano state importate, ma vie, piazze, per quanto mi riguarda, è quello che ho seguito come delibera, non come fase dei lavori, lo escludo categoricamente. Okay. Abbiamo ancora Gianluca Paladin prima della pubblicità per un aggiornamento. Gianluca. Sì, sarò breve Bernardo, grazie. Allora, abbiamo appena intervistato una persona, poi vedremo il contributo all'interno del servizio di Tele4, una persona che ha perso la casa praticamente. La casa che sta sotto l'appartamento incendiato è stata completamente distrutta, allagata dalle infiltrazioni di acqua, una famiglia di 4 persone con bambini. Il dramma, oltre alla persona deceduta, ha subito l'incendio di questa mattina presto, quindi insomma davvero una situazione molto drammatica. Ripetiamo brevemente quello che è successo. Abbiamo avuto la conferma che si tratta di un ragazzo giovane, credo sui 30 anni, bisogna capire se è triestino. Questa persona è deceduta questa mattina, l'incendio divampato intorno alle 7:20, proprio in quel momento sono stati fatti anche evacuare gli abitanti di tutto lo stabile per permettere ai carabinieri e ai vigili del fuoco di operare, i vigili del fuoco in primis, che hanno spento il rogo e adesso stanno bonificando l'area. Infiltrazioni che già si iniziano a vedere, poi le vedremo meglio nel servizio su tutto il palazzo, perché le perdite d'acqua stanno invadendo gli altri ambienti, quindi insomma una situazione difficile anche per chi abita qua, non solo per ovviamente in primis chi è deceduto, che è il dramma più grande questo, naturalmente. Aspettiamo ulteriori aggiornamenti, rimaniamo qua Bernardo ancora un po' sicuramente, però confermiamo che è morta una persona giovane, un ragazzo sui 30 anni che purtroppo non ce l'ha fatta. Ti ringrazio. Lei abita qui? Lei abita qui di fianco? Quindi stamattina è stato svegliato da quello che è successo? Niente, mi sono alzato tranquillo, niente. Mi dormo con sonno duro, perché mi abito in una corte, qua è il 9, e non niente. Ma cosa ha visto stamattina? Ha sentito? Mi ha detto un signore che abita qua in secondo piano. Niente. Va bene, grazie mille, buongiorno. Queste appunto le testimonianze anche di chi sta mettendo ovviamente gli occhi davanti alla situazione, che è veramente drammatica, perché entrambi i lati della strada sono stati bloccati, i vigili del fuoco da un lato e i carabinieri dall'altro, non si può passare in via del Ponzianino. Situazione ancora tutto in divenire, perché appunto vorremmo poter dare ulteriori aggiornamenti, ma dobbiamo aspettare ancora un po'. Nel frattempo Bernardo, ti ricedo la linea. Grazie Gianluca. La facciata bassa di quello stabile è proprio in un'arenaria fatta in un'arenaria. Ecco. Sì. Calza anche questo. Dobbiamo andare in pubblicità perché dovevamo andarci alle 9:30, sono già le 9:36 circa, quindi breve pausa e poi fino alle 10 ancora con Uberto Fortunadrossi.
Ancora in vostra compagnia con Sveglia Trieste, abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, Prego. Mi chiamo Anna, non sono triestina e vorrei sapere perché a Trieste si finanziano dei progetti avveniristici di contaminazioni di zone storiche. Come si può proporre una contaminazione per esempio delle piazze con palazzi ottocenteschi? Bellissime. Come si può proporre un paesaggio carsico nella zona della stazione? Ci mettiamo anche 2 cinghiali, tanto per essere realistici. Vanno lasciate come sono. Hanno già rovinato Piazza Goldoni e anche Piazza Vittorio Veneto con quelle fiorere tremende. E allora lasciatele come sono belle così. Scusate lo sfogo. Prego, prego, ci mancherebbe, grazie. È una persona che la pensa come lei, probabilmente. Sì, poi il fatto di dire non sono triestina mi dà spunto a un pensiero che ho sempre avuto, è quello che a Trieste è una città che ti accoglie a braccia aperte ma non li stringe mai, quindi tu la scegli non per adozione, non perché viene adottato da non triestino, ma perché la scegli tu per elezione e quindi ti innamori ancora di più di questa città e quando tu vedi delle cose che effettivamente un po' stridono, a quel punto lì diventi più, diciamo, sensibile. Ecco, usiamo questo eufemismo. Do ragione La signora diceva più, fra ciò che ha detto ha fatto capire che non trova consono l'ambiente carsico in mezzo ai palazzi della zona delle fine rive, Piazza Libertà. Ma sì, è anche una questione di estetica, quindi, cioè di estetica urbanistica. Sì, oddio, l'estetica, ognuno dice è bello ciò che piace, ma non è così, esistono delle regole auriche, no? Principi vitruviani, comunque il dato di fatto è che non c'entra niente. Allora, a me viene da sorridere, però delle volte il sorriso è sinonimo di arroganza e non voglio essere arrogante, assolutamente. Per quanto riguarda il discorso le prime parole della signora, perché a Trieste si utilizza, io sono per l'autonomia, ogni città fa una sua scelta, l'amministrazione si assume le responsabilità di quello che fa, è stata eletta, quindi è giusto che decida. Talvolta io capisco che talvolta non far niente non pregiudica il consenso in un certo senso. Okay. Però c'è un richiamo, secondo lei, che può avere una coerenza con quello che poi è il progetto del bosco urbano del Viale Monumentale del Porto Vecchio, partendo proprio da Largo Città di Santos, oppure poca roba? Allora, altre realtà in Europa, e non solo in Europa, diciamo in Europa perché la portualità è la più antica, no? Sono utilizzate vecchie aree industriali per creare delle sorte di parchi urbani. Anche, per dire, anche negli Stati Uniti, lo stesso New York, hanno creato al posto di una vecchia ferrovia un famoso percorso. Lì ci può stare, l'importante è non toccare dal punto di vista, è difficile coniugare le cose, è difficile, è una grande scommessa per me, però di fatto il porto lì non può essere più utilizzato per motivi anche di carattere tecnico e strutturale e quindi ci può stare. Ma le piazze hanno un simbolo, denotano una caratteristica. In fondo dovrebbero essere lo specchio dei palazzi stessi. Quindi è come se io nella piazza mettessi a terra uno specchio e quindi non devo svilire l'architettura degli stessi palazzi. Lei è ottimista circa l'utilizzo pro futuro di tutti i magazzini del Porto Vecchio? Sì, generalmente sono ottimista, sono pessimista per quanto riguarda l'incremento demografico nel mondo, questo è, ma non c'entra con... Cioè sono tanti per poter dire tutta la zona prenderà vita, no? Cioè se i più grandi sono magari più appetibili, quelli più piccoli? Certo, noi rischiamo di creare un qualcosa dove di giorno c'è vita e di notte non c'è niente. Non c'è niente. Cioè non c'è movimento.
e quindi una piccola percentuale di locali commerciali, nel senso di bar, ristoranti, anche se Trieste sta proliferando, ma però anche una piccola percentuale di residenzialità ci vuole. Ma proprio per mantenere la vitalità Sì, durante perché, tutto l'arco della giornata? Io spingerei moltissimo, per dire, anche tutti gli uffici comunali, li spingerei tutti in Portovecchio, perché però adesso vedremo con la gara d'appalto che farà il comune di Trieste, dove appalterà, si può dire, la maggior parte, quasi tutto il Portovecchio. Bisogna vedere quali indirizzi hanno stabilito, al di là del piano regolatore che già li definisce, ma ci sarà un soggetto che dovrà trarre un aspetto economico, cioè dovrà trarre dei benefici economici. Quindi lei è favorevole all'insediamento della regione nei 2 magazzini del Portovecchio? Sì, sono favorevole perché la regione ha degli edifici frammentati in giro per la città. Invece quando tu chiedi, visto che d'accordo c'è l'informatica che aiuta, però di fatto aumenta sempre di più la burocrazia, io sono costretto delle volte ad andare in più uffici localizzati in parti differenti della città. Se invece concentro, ma anche dal punto di vista logistico, all'interno della regione stessa. Ma perché questo lei dice crea anche le condizioni per poter dire, se lì so che ci sono, sparo un numero, 1500 dipendenti, si insedia l'attività ristorativa, l'attività di rivendita dei tabacchi, dico per dire, no? Lì, come affermo da tempo, Trieste ha moltissimi contenitori e pochi contenuti. Quindi dobbiamo attivarci a creare contenuti. Se pensiamo, non abbiamo solo il Portovecchio, abbiamo le 2 stecche, io le chiamo del Silos, che sono 42.000 metri quadrati, cioè che sono lì, vuoti. Certamente erano stati acquistati da un privato, però noi ai privati dovremmo stendere un tappeto rosso, però il dato di fatto, un privato che cosa fa lì dentro? O vende la struttura, vende delle strutture, o crea delle condizioni che siano economicamente vantaggiose per lui. Senz'altro. Abbiamo una telefonata, poi casomai torniamo da Gianluca se ha aggiornamenti. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Io mi rifaccio al corso di Piazza della Libertà, che si sta pensando di mettere su quella piazza. Spostare il monumento a Sissi dal giardino dove sta adesso, che passa completamente inosservata ed è di schiena a chi arriva dalla costiera, non sarebbe molto più bello e molto più visibile averla in un posto tanto ampio, anche perché è un monumento abbastanza grande? Sì, è un'ipotesi, era un'ipotesi, se non sbaglio anche storicamente non era lì dove è collocato adesso, no? Quindi, perché Piazza Libertà era composta da due giardini, una parte centrale era, chiamiamola, uno spazio vuoto, e dopo c'erano 2 prati speculari l'uno con l'altro, no? verso l'attuale adesso Largo Santos, no? Perché di fatto si chiama Largo Santos. Sì, è un'ipotesi, è un'ipotesi. Ci sono delle contestazioni in merito anche alla collocazione della statua di Sissi, perché poi alla fin fine Sissi venne un paio di volte a Trieste e allora c'è un versante, chiamiamolo così, non austriacante, contrario, e un altro austriacante, quindi le solite contestazioni che nascono. Ok. Ecco. Allora andiamo di nuovo da Gianluca Paladin per capire se ci sono se c'è qualche aggiornamento su questo incendio che, come abbiamo già detto, purtroppo ha comportato il decesso di un giovane. Gianluca. Esatto Bernardo, secondo quanto ho preso negli ultimi minuti questa persona dormiva nella propria camera da letto su una sorta di soppalco dove purtroppo si sono addensati i fumi di questo incendio che non gli avrebbero lasciato scampo. Può essere che la persona sia addirittura deceduta direttamente nel sonno. Questa persona era in camera da letto su un soppalco, poi c'era questo tubo che passava in questo impianto di riscaldamento improvvisato
improvvisato dalla cucina fino alla camera da letto e le infiltrazioni, l'accumularsi dell'acqua, il calore del tubo di questo impianto hanno contribuito a creare un buco sul pavimento dove poggiava questa struttura improvvisata fino a far crollare il pavimento della camera da letto e contestualmente il soffitto dell'altra camera da letto di chi abita sotto l'appartamento incendiato, che è la persona che prima abbiamo intervistato e poi mostreremo le sue impressioni su Tele4, una famiglia con bambini. Quindi danni davvero molto importanti, bisogna ancora procedere con la identificazione della persona, che però confermiamo essere un ragazzo 20 anni più o meno in questo stabile, e quindi praticamente il danno maggiore l'ha avuto la camera da letto, dove praticamente si sono addensati tutti questi fumi, più fumi che fiamme. È stato un vero e proprio rogo che hanno dovuto spegnere i pompieri, ma era un problema proprio densità forte di questo fumo che si era creato, che si è accumulato in questo soppalco dove questa persona stava dormendo più o meno alle 7 di questa mattina, quindi potrebbe essere un vero e proprio incidente, appunto, quello che è successo. Ovviamente sono aperte anche altre ipotesi e il tutto è da vagliare. Questa è la dinamica sostanzialmente di come è scoppiato l'incendio e di purtroppo come è morta questa persona. Ti chiedo... Vi invitiamo ovviamente a chi è in ascolto a sentire... Sì, dimmi. No, ti chiedo se la conferma del civico del via Ponzianino numero 5, ci chiede una mail di una persona. Sì, è un civico 5 e 7, è un ingresso che condivide due civici, civico 5 e civico 7, siamo in via del Ponzianino, assolutamente sì, è questa la zona, confermo, protagonista dell'incendio. Sì, ecco, lo vediamo nella tabella civici 7 e 5. Bernardo, e poi a sinistra Bernardo, gli ultimi aggiornamenti, io a questo punto ti restituisco la linea e invito ovviamente per maggiori informazioni a seguire i telegiornali di Tele4. A voi. Grazie Gianluca. Una mail, Fortuna Drossi dice: chiedo per Largo Santos telecamere, panchine, alberi, una fontana e lampioni per illuminare a giorno l'area come deterrente per i malintenzionati. Si potrebbe valorizzare di più il varco per il porto, che se non ricordo male è datato, scrive Renata. Il varco viene valorizzato, certamente. Poi dopo, dal punto di vista dell'architettura, gli alberi indubbiamente è una scelta che io non sempre... Trieste ha una condensazione di verde in alcune zone e in altre completamente, però il verde deve sempre combattere con la bora, no? E quindi, c'è il giardino di Piazza Libertà, per quello dicevo, una volta c'era un giardino, però con alberi bassi, con verde basso. Però voglio fare sottolineare un aspetto, che Trieste in fondo deve rispettare il mare, perché ha chiesto in prestito una parte del mare, in quanto quella zona lì, le rive, una metà di Piazza Unità, ma tantissime aree erano del mare. Infatti tavolarmente era ancora iscritto dal punto di vista tavolare zona acqua, no? E quindi alla fin fine tu non puoi inserire un elemento che non ci azzecca, no? Parlo in riferimento al famoso diciamo mini Carso. Allora Gianluca Paladin mi richiede la linea perché sembra che abbia un'ulteriore informazione da poterci dare. Vediamo se è così oppure se era un messaggio antecedente. No, ok, era un messaggio che mi è arrivato adesso ma che era relativo al collegamento che abbiamo avuto poco fa, quindi chiedo scusa per il falso allarme anche a Gianluca che c'è in ascolto. Fortuna Drossi, Barcola, le volevo domandare anche in questo caso, prima gli ho chiesto se è ottimista sul Porto Vecchio, è ottimista su Barcola? Diciamo, io sono stato il promotore di 2 concorsi di idee per l'allargamento di Barcola, già uno nel 98 e l'altro nel 2000. Però c'era anche un fatto, che esisteva il materiale per allargare la pietra, per allargare la riviera, che sarebbe arrivata dall'escavazione delle 2 gallerie della grande viabilità. Quindi, tanto per dare un numero a span nasometrico,
per allargare di 50 passi, diciamo 50 metri scarsi, la riviera fino al porticciolo del CEDAS, ci vorrebbero circa 550-600 mila cubi di materiale che oggi come oggi io non so dove si possa andare a prendere, visto che le cave non è che siano tanto disponibili in termini di ottenere autorizzazioni per l'aumento della coltivazione della cava. E sono favorevolissimo anche perché ho visto nascere, ero piccolissimo, ho visto nascere la pineta di Barcola, nata proprio come discarica, per dire la verità. Avevo 4 anni, mi ricordo che i camion scaricavano il materiale in mare, come d'altronde il terrapieno di Barcola. Come il terrapieno. Sì, sono favorevole, sono ultra favorevole. Questo lo penso che chi mi conosca lo sappia benissimo. Ok, l'allargamento della linea di costa, quindi, secondo lei? Ma sì, c'è un aspetto, scusi se la interrompo, c'è un aspetto che mi ero interessato, la scogliera che proteggeva i bagni dei Topolini è sprofondata, quindi andava ricolmata. Era il primo lavoro da fare. Ovviamente è un aspetto economico, però se non sbaglio lo Stato dovrebbe intervenire con 2/3 della spesa e 1/3 il Comune, che può essere ristorato in questo caso, visto che la Regione ha preso delle competenze e delle linee di costa dalla Regione. Ecco, lei ha dato un'occhiata a tutti i danni che ha creato la mareggiata? Sì, ho fatto una passeggiata, sì, è un disastro, ma anche... Ma sotto tanti punti di vista, che non è, oltretutto questo disastro non è accaduto la prima volta, anche altre volte è successo. Quindi la scogliera era il primo elemento e la prima opera da realizzare. E poi anche un altro aspetto importante. Allora io presi come riferimento lo studio idrogeologico marino del professor Brambatti, anche perché e lì ci sono delle correnti. Allora quando sento dire sì, spiaggia, ok, d'accordo, però devi fare una scogliera che protegga questa spiaggia e che non venga erosa dal mare. Quindi è un lavoro incredibile. Se non c'è il materiale lo faccio con delle piattaforme su pali, tipo il Molo VII che è stato costruito tutto, ma cosa viene a costare? Due funivie, 2 ovovie. 2 ovovie, sì. 120 milioni di euro. Sì, non fuori portata. Più facile però creare un barrieramento a mare, i cosiddetti frangiflutti. Sì, frangiflutti secondo me è una condizione sine qua non, ma anche adesso parlo. Anche prima. Anche prima, sì. Quindi è da fare. Il problema è che il fondale è piuttosto profondo. Infatti, quindi lì bisognerebbe fare una sorta di Tetris affinché dopo siano tutte, no? Sì, dopo tutto verrebbe attraverso via mare, anche l'allargamento stesso non ci sarebbero i camion. No, arrivano le navi. Io quella volta avevo previsto l'intervento lotti da 150 metri, in modo da non interdire la balneazione estiva. Quanto è profondo il mare? Ma c'è una media diciamo una media fino a 15-20 metri dalla costa di 3,5 metri, 4 metri, poi dopo va giù, si inabissa. Sì. I famosi 18, 17, 18. Sì, non arriva il 18, nel dragaggio siamo sull'ordine dei 10-11 metri, da quello che ricordo dagli studi. Quindi l'allargamento sarebbe necessario, secondo me basterebbe fino al porticciolo del CEDAS. Praticamente inglobare dentro il porticciolo, mantenerlo, ma arrivare a filo della scogliera del porticciolo del CEDAS. A suo giudizio, visti anche lei ha visto i danni della mareggiata Barcola, si può pensare che con tutta la burocrazia del caso, perché la buona volontà sono sicuro che tutta la giunta ce la sta mettendo, prova ne è semplicemente che gli amministratori fanno il bene della città, si arriverà ad avere Barcola, se non completa, presentabile per la stagione estiva? Mi chiede una... No, più che altro una previsione burocratica, più che di volontà. Ma allora ci sono gli appalti di somma urgenza che possono essere, quando sono ben motivati, e qui ci sono le motivazioni e ovviamente bisogna assumere responsabilità. L'amministratore pubblico deve in fondo assumersi una
responsabilità parziale, in modo non potrà mai scaricare le responsabilità di un funzionario, però almeno assumersele in parte dicendo bene, con una delibera facciamo un provvedimento di sommergenza. I lavori avrebbero dovuto iniziare già prima di adesso, indubbiamente. Ultima domanda che le faccio, che abbiamo poco più di un minuto. Palazzo Carciotti, trattativa con Generali per venderlo al colosso assicurativo del Leone. Beh, Palazzo Carciotti per le Generali è un simbolo, perché lì sono nate, mi piacerebbe che fosse acquistato da Generali. È una scelta, chiamiamola così, da mecenatismo, da mecenate, quello delle Generali. Perché comunque acquisisce un palazzo dove un intervento è molto pesante dal punto di vista economico. Sì, alcuni dicono è un modo questo per far capire che Generali vuole mantenere la sua impronta nella città, ma al contempo dopo delocalizzare alcuni asset. È vera questa cosa? Allora, Trieste fa poco per le Generali, devo essere sincero, le abbiamo perse già con Mogliano. Con Mogliano. Io difatti personalmente la piazza davanti alla sede principale della sede delle Generali la intitolerei proprio Le Generali, per dire, perché trattenere le Generali a Trieste ti dà un atu notevole. D'altronde Trieste non può vivere soltanto di turismo, deve vivere perché deve produrre, perché lei si basa, in questo momento il turismo è un turismo di consumo, no? Invece deve arrivare alla produzione e anche ai servizi. Generali svolge un'attività di servizi. Bene, noi dobbiamo chiudere qui, grazie per essere stato con noi Uberto Fortuna Drossi, alla prossima volta. Grazie a Tele4 e ai telespettatori. Ci fermiamo qui, grazie a tutti per averci seguiti, arrivederci e buona giornata.